Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con una edizione straordinaria di Focus TG dedicata alla data di maltempo eccezionale che si è abbattuta sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia. Le precipitazioni per ora si sono fermate, però una situazione critica soprattutto a Castelfranco Veneto e a Campo San Piero per l'esondazione del Muson dei Sassi. Vediamo il titolo del Gazzettino, la prima pagina del Gazzettino con il maltempo finite, le bombe d'acqua, ora in Veneto preoccupano i fiumi, il Muson dei Sassi rompe l'argine a Campo San Piero, in Friuli Venezia Giulia, 15 comuni allagati, in Veneto sono 77 i comuni allagati. E poi ancora allarme a Treviso, esondati la Venale e il Muson, strade, case, garage allagati in tutta la Castellana, il sindaco di Asolo, non uscite, Ariese Pio X, i carabinieri salvano un'anziana. Particolarmente colpite ieri sono state le province di Padova e di Vicenza, davvero delle bombe d'acqua di cui ha parlato ieri mattina il presidente Zaia con l'assessore Bottacin. Alle 11 è previsto un nuovo punto stampa nella sede della Protezione Civile a Marghera, per cui vi daremo tutti i dettagli. Un Veneto che si sta leccando le ferite. Vi dicevo, particolarmente grave la situazione nel Vicentino, tantissimi danni, sono crollati anche due ponti, uno dei due un'arteria principale di Maso e con allagamenti un po' ovunque nel Vicentino e nel Padovano. Vediamo intanto delle immagini che danno l'idea della furia degli elementi. Queste sono immagini riprese ieri sera, siamo se non sbaglio, sul Muson dei Sassi, che poi poco dopo, anzi probabilmente ha già rotto gli argini e sta inondando le zone di Campo San Piero e anche a Castelfranco Veneto. Ieri sera è intervenuto in diretta a Focus il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marconi, che è anche presidente della provincia di Treviso, che aveva subito annunciato che oggi le scuole sarebbero state chiuse. Guardate le immagini impressionanti del Muson dei Sassi che travolge la campagna, che inonda tutto e che arriva fino alle case, le case allagate, ovviamente cantine e piani terra completamente allagati, box con le auto che sono state fortemente danneggiate, come è accaduto in altre circostanze. Pensate che erano 300 anni che non pioveva con questa intensità. Ogni 300 anni si registrano piogge così eccezionali e ieri ha piovuto in 24 ore quello che piove normalmente in un mese, quindi una situazione senza precedenti, con l'intervento, l'apertura di 6 bacini di laminazione che hanno, ha detto stamattina il presidente Zaia, evitato che il Veneto vivesse l'apocalisse dell'Emilia Romagna. Ricorderete l'Emilia Romagna completamente allagata, con interi paesi sott'acqua. Questa volta i danni sono seri, ma va detto che poteva andare molto peggio. E allerta rossa ancora in tutta la regione fino alle 14, ovviamente si stanno contando i danni. Durante la conferenza stampa del presidente Zaia alle 11 ci saranno tutti i particolari. Tante persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni, molti si sono rifugiati sui tetti, ci sono diversi casolari anche nella campagna del Veronese che sono completamente circondati dall'acqua e le persone sono quindi isolate e si sta procedendo a metterle in sicurezza. Ovviamente centinaia gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile, tutti i sindaci mobilitati per far fronte a questa emergenza, un allarme rosso che durerà, vi dicevo, fino alle 14. Precipitazioni che potrebbero riprendere nel pomeriggio, ma per ora sembra che il grosso del maltempo sia passato. Tra i comuni
più colpiti ci sono quelli della bassa padovana. Ieri abbiamo visto Montagnana, abbiamo visto Brusegana, abbiamo visto tanti comuni che sono stati allagati, e vediamo allora con Francesco Ceroni in regia per questa edizione straordinaria, con Alberto Pivetta, vediamo di capire come stanno andando le cose nei comuni della bassa padovana, che è stata particolarmente colpita. Questa immagine del vallo di Montagnana trasformato in un fossato resterà sicuramente storica nella sua drammaticità. È il simbolo di quanto accaduto negli ultimi 2 giorni nei comuni dell'area: Montagnana, Urbana, Casale di Scodosia. 130 mm d'acqua solo nel pomeriggio di mercoledì, case scantinate in vasi, strade chiuse, scuole chiuse anche nella giornata di oggi. A Casale di Scodosia morti anche 9.000 tacchini in un allevamento su Via Nuova. Una simile quantità d'acqua qui non si era mai vista a memoria d'uomo. Nelle ultime ore le precipitazioni si sono fermate, ma la rete idraulica sta facendo fatica a ricevere l'acqua. Incessante il lavoro di cittadini volontari della protezione civile, sindaci e uffici tecnici comunali, con a fianco i vigili del fuoco. A Casale di Scodosia tutte le strade sono state riaperte, a Montagnana alcune restano chiuse. Liberati case e aziende dal fango, adesso inizia la conta dei danni. Aperto lo stato di calamità naturale, i 3 comuni raccoglieranno insieme tutta la documentazione arrivata dai cittadini colpiti. E questo era il servizio di Chiara Gaiani, e più tardi ci collegheremo con i nostri inviati da Castelfranco e da Campo San Piero, dove la situazione è particolarmente seria. Vediamo le immagini del Muson anzi no, questo è l'Avenale, qui siamo a Castelfranco Veneto, sono immagini arrivate da poco, vedete una strada completamente allagata. Questa è la situazione, quindi si continuano a vedere e ad avere notizie di paesi completamente allagati, quindi vi daremo conto di quello che è successo anche nelle ultime ore. Vediamo a Casale di Scodosia, ieri c'era Chiara Gaiani, rivediamo cos'è successo. Ieri sera avevamo provato ma non funzionava, adesso funziona e grazie a Dio stiamo riuscendo a filtrare tutta l'acqua, diciamo, nelle fognature. Lei vive da sempre qui e non era mai successo? Lei non ha mai pensato che il suo giardino potesse allagarsi? No, così no, una cosa impressionante così no, proprio una bomba d'acqua che non si è mai vista una cosa del genere. Stavamo cercando di raggiungere un allevamento di tacchini dove questa notte sono morti 9.000 animali, pensate, però guardate cosa ci siamo trovati davanti, la strada è completamente allagata, c'è un camion in panne, un vero e proprio disastro. Siamo veramente in una crisi molto importante, non è mai capitata in questo paese un'alluvione così importante, anche perché ha colpito un territorio molto vasto e noi, avendo le valli che sono inigue, dunque le acque vanno tutte a confluire là e passano tutte per Casale, dunque siamo andati in crisi per questo. Avete scuole chiuse, strade chiuse, addirittura sfollati? In previsione sì, ci saranno degli sfollati che abbiamo, dunque colgo l'occasione per ringraziare la nostra casa di riposo che ha messo a disposizione delle stanze se ci sono necessità, e abbiamo 16 strade chiuse, 13 vie importanti, anche quelle più principali, e ieri era chiusa anche Piazza Matteotti, dunque una quantità di acqua così io non lo ricordo mai aver visto a Casale di Scodosia. Quante case avete allagate adesso, sindaco? Ma io credo siamo nell'ordine di qualche centinaio di case allagate. La protezione civile da stanotte e da ieri pomeriggio stanno consegnando sacchi di sabbia per limitare le entrate sulle case delle acque, e poi quando l'acqua calerà, grazie anche ai vigili del fuoco di Este, che abbiamo 2 squadre, cominceranno a pompare acqua sulle scantinati, ma questa non è una priorità, la prima priorità è quella di non fare entrare acqua sulle case. Chiede lo stato di calamità, tutto pronto?
Lo sto firmando adesso. Allora questo era il servizio di Chiara Gaiani e ieri sera a tarda ora c'è stata una bomba d'acqua proprio sul centro storico di Venezia. Guardate queste immagini, il ponte di Rialto, la scala del ponte di Rialto trasformata in un torrente, ci sono stati danni materiali anche nel centro storico. Per fortuna finora non si ha notizia di persone che siano rimaste in qualche modo colpite, non ci sono feriti, non ci sono dispersi, per cui almeno da questo punto di vista le cose sono andate meglio di quanto si potesse immaginare. Vediamo anche il parco Colli nel Padovano, dei Colli Euganei, una zona messa in ginocchio da questo nubifragio. I colli feriti, zuppi di acqua, una quantità enorme, quella caduta in poche ore in piena notte a Teolo. La situazione più critica in via Calti Pendice, dove il presidente del Parco Colli, Alessandro Frizzarina, ha effettuato un sopralluogo. È stata una notte veramente drammatica qui sui Colli Euganei, in quanto in pochi minuti si sono riversati nel terreno 110 mm di acqua e di detriti. I comuni più colpiti sono oltre Teolo, qui ci troviamo via Calti Pendice, anche i comuni di Galzignano, di Rovolon, di Arquà-Petarca. Ci sono 15 frane ad Arquà-Petarca, 9 a Galzignano. Strade allagate, canali in sofferenza, anche a Rovolone e Vo. A Galzignano ci sono state 9 frane, 15 ad Arquà-Petrarca, dove il comune ha disposto la chiusura di alcune vie, via Montepiccolo, via Montericco, via Palazzina, via Montebignano e via Costa. A Monselice una frana ha invaso la strada proprio dietro la Rocca e uno smottamento di terreno è finito nella piscina di una villetta. Nel comune della Rocca le scuole sono state chiuse per tutta la giornata. Decine di volontari impegnati anche nella zona delle terme, con oltre 120 chiamate ai numeri di emergenza. Consigliamo a tutte le persone che hanno seminterrati, garage, a evitare di posizionare auto, oggetti di valore all'interno dei seminterrati o dei sotterranei. Ad Abano l'acqua è arrivata anche nella parte interrata della casa di cura, strade allagate anche nel quartiere di Giarre. Vediamo anche Treviso, questa è la prima pagina della Tribuna di Treviso, la prima pagina online, vedete altre immagini molto significative, allagamenti nella notte a Casale sul Sile, la paratia resta aperta su Rio Serva, l'acqua si infila nel canale fognario e invade case e strade, danni ingenti, inondato il porticciolo di Casiere. Poi vedete Castelfranco esonda una venale Muson, auto nel fosso, una donna rischia di annegare. Il meteorologo Mercalli dice eventi causati dal surriscaldamento climatico. Allora adesso andiamo subito a Padova e vediamo un servizio dei nostri inviati. Vediamo. Il colmo di piena del Bacchiglione a Padova ha rispettato i modelli matematici ed è passato dopo la mezzanotte, dopo essere transitato intorno alle 2 a Selvazzano. Nonostante la massiccia portata d'acqua non ci sono state conseguenze gravi. I livelli del fiume restano però alti e dopo le nuove piogge di ieri sera l'acqua da far defluire è ancora molta. Il vice sindaco di Padova insieme agli uomini della protezione civile hanno monitorato il fiume fino a notte fonda. Il Genio Civile è riuscita a laminare la piena, aveva valori molto alti a Vicenza, poi anche a Longare e a Montegalda, però noi siamo qui, abbiamo anche la nostra squadra di protezione civile al fianco della popolazione più esposta. Questa è la golena della Paltana, è il punto più fragile, più esposto al fiume della città. In mattinata la piena è passata a bovolenta toccando i 7,20 m e provocando, come previsto, allagamenti nella
nella zona golenale della Ponta, dove già ieri sera sono state evacuate 3 famiglie che lì vivono. Le scuole oggi a Bovolenta sono rimaste chiuse, riaperti in mattinata i ponti lungo il Bacchiglione a Trambacche e Creola. Le condizioni meteo del Padovano sono migliorate in mattinata, ma la violenta pioggia che si è abbattuta intorno alle 20:30 ieri sera con forti raffiche di vento ha provocato la caduta di alcuni alberi. In via Facciolati i vigili del fuoco sono intervenuti per spostare il grosso tronco e liberare la strada da rami e fogliame. Intervento analogo anche in via Colombo in zona Città Giardino. Fortunatamente nessuna persona e nessun veicolo è rimasto coinvolto. Anche ad Albignasego è caduto un albero e il vento ha aperto il tendone di una struttura sportiva. A Padova ancora allagati i sottopassi di via Chioggia, la Mandria, dove ieri sera l'acqua aveva allagato tutta via Carasi e quello di via Candiano tra la Guizza e Volta Barozzo. Allora, queste sono immagini da Padova col Musone dei Sassi che ha sfondato gli argini. Queste sono case allagate a Rustega, sono immagini riprese dal mattino di Padova. Vedete le case completamente sommerse, c'è l'acqua che è entrata inevitabilmente in queste abitazioni, tutte le campagne circostanti sono allagate, questo per via dell'esondazione del Musone dei Sassi. Restiamo a Padova e vediamo ancora il reportage dei nostri inviati. La strada si è riempita d'acqua, per cui era come un fiume in piena, nel senso che arrivava più o meno al ginocchio. Nel frattempo qui era già diventata una piscina, ha spinto di là nelle bocche di lupo, per cui si sono riempite le bocche di lupo che con una certa velocità sono arrivate praticamente a saturarsi e dunque hanno sostanzialmente, diciamo nel caso del mio vicino, sfondato una finestra e quindi la pressione dell'acqua poi ha anche sfondato il muro di tramezzo tra le nostre case. Mezzanotte 40, via Guasti, la Guizza si trasforma in un fiume. Il racconto di una residente che si è vista entrare l'acqua in casa nella zona del seminterrato. Quello che si è abbattuto su Padova mercoledì notte è stato un temporale senza precedenti, come ha spiegato il vice sindaco Andrea Michalizzi. Abbiamo subito un evento meteorologico, un temporale eccezionale. I dati ci dicono che è un evento che ha tempi di non ritorno di 100 anni, quindi eventi che si verificano con questa cadenza. L'ultimo grosso evento avuto in aprile, gli impianti idrovoli del consorzio pompavano 800 metri cubi al secondo. Con l'evento di questa notte ne hanno pompati 1800, quindi questo dà la dimensione e anche la proporzione rispetto a un evento che l'altra volta avevamo considerato un evento molto importante. 90 mm di acqua in un'ora e mezza hanno mandato in sofferenza canali di scolo e canalette che non sono riuscite a far sfogare l'acqua. Almeno 25 le strade allagate in città. A Brusegana il bacino di laminazione si è riempito e via Santi Fabiano e Sebastiano si è allagata. Anche nell'area di Borgo Peano, in zona Montà, strade scantinate sott'acqua. Questa mattina come vi siete svegliati? Beh, non siamo mai svegliati perché non siamo mai addormentati, per cui abbiamo rivissuto l'incubo della settimana scorsa, del 2 maggio, con 1,5 metri d'acqua all'interno di Taverna e Garage e ci rimbocchiamo le maniche, come sempre. Ci può mostrare com'è il suo garage, la sua taverna? Beh, non c'è l'accesso perché è ancora chiusa e tenga conto che c'è un piano seminterrato, parte del garage e parte taverna. Per evidenti motivi non vi faccio entrare perché tengo fuori il più possibile la sporcizia. Stiamo cercando di aspirare con mezzi nostri perché capisco le emergenze, protezione civile e vigili del fuoco sono impegnati altrove. Sottopassi allagati con auto rimaste ferme a Rio, tra Volta Barozzo e Ponte San Nicolò e in zona stadio. Qui alla fine di via del Cristo tra Volta Barozzo e la Guizza questa è la situazione più critica, il sottopasso di via Candiano completamente allagato, impossibile transitare, la strada è stata chiusa. Alla Guizza allagata anche via Fondà, l'Enel ha lavorato tutto il giorno per ripristinare la corrente che manca ancora in alcune zone tra Volta Barozzo e Forcellini. Pompe dallo scaricatore di Canordio e Limenelle in funzione per scaricare l'acqua nei fiumi, ma si guarda con apprensione alle previsioni critiche per tutta la serata e per la piena del Bacchiglione che dovrebbe arrivare per mezzanotte e che le stime del Genio Civile definiscono importante.
Adesso andiamo a Rustega in diretta da Chiara Gaiani per l'esondazione del Muson. La vedo insieme all'assessore Roberto Marcato. A te, Chiara. Direttore, sì, buongiorno con Cristiano Caiende, e abbiamo trovato sull'argine anche l'assessore regionale Roberto Marcato. Siamo a Campo San Piero, erano circa le 3 di notte, ci ha detto il sindaco al telefono poco fa, quando guardate quanto, circa 30 metri di argine del Muson sono franati. Il sindaco ci ha raccontato i momenti concitati drammatici erano in un'altra zona del paese, perché qui vedete fortunatamente ci sono sì alcune abitazioni che sono state evacuate, ma ci troviamo in un'area tutto sommato abbastanza aperta. Erano in un altro punto lungo l'asse del Muson a sorvegliare un quartiere densamente abitato quando improvvisamente hanno visto l'acqua calare ed hanno capito che era successo qualcosa per poi verificare la rottura dell'argine. Le ruspe sono al lavoro, chiediamo anche all'assessore Roberto Marcato, che è venuto qui subito a capire qual è la situazione. Lei vive a Piombino Dese, l'Alta Padovana la conosce bene, il Muson è sempre stato una grande spina nel fianco per tutto questo territorio. Sì, diciamo che siamo di fronte a una precipitazione davvero straordinaria, non si è mai vista una cosa del genere. Purtroppo qui l'argine è rotto. E il brutto è che di là ci sono famiglie ed aziende che adesso sono in estrema difficoltà. Ecco, per fortuna che dalla rottura poco dopo sono arrivati i primi mezzi che abbiamo mandato noi come regione, e qui c'è il genio civile, protezione civile, sono i volontari, i vigili del fuoco, insomma tutta l'organizzazione si è messa in moto. È del tutto evidente che questa è una voragine che richiederà del tempo per essere tappata. Insomma è una situazione complessa, difficile. Ecco, noi abbiamo avuto anche notizie che stiamo cercando di verificare, che c'è stata anche un'altra rottura più a valle. La direzione che vi sto facendo vedere è quella che porta verso Padova. In realtà tutta l'area è in una situazione di forte emergenza, tutto il Veneto ancora una volta, assessore. Assolutamente sì, ed è il motivo per cui noi abbiamo investito davvero risorse straordinarie per fare i bacini di laminazione, che oggi sono lo strumento principale per contenere precipitazioni come queste. Dopodiché ci sono situazioni che sono evidentemente ingestibili, però insomma i bacini di laminazione non ci fossero avremmo letto, ahimè, una situazione ancora peggiore. Certo, purtroppo resta il problema degli argini. Gli argini sono osservati speciali, tra l'altro a Campo San Piero, ve lo dico da genitore, le scuole sono chiuse, la notizia si è diffusa proprio in prima mattinata immaginate quali possono essere i disagi. Sta facendo il giro, non so se il collega riesce a farcelo vedere, inquadrarlo, l'elicottero dei vigili del fuoco che sta facendo immagini di questa zona. La situazione è davvero impressionante, le ruspe sono al lavoro. Zaia l'ha già detto, lo ribadirà anche adesso, stato di calamità ovviamente aperto. Adesso intanto bisogna tirare via l'acqua e poi si inizierà a fare la conta dei danni. Ma questo è del tutto evidente, il Presidente Zaia è assolutamente sul pezzo assieme all'assessore Bottacin. Adesso dobbiamo mettere in sicurezza il territorio, i nostri cittadini, le nostre imprese, dopodiché faremo la conta dei danni, perché è del tutto evidente che situazioni come queste non possono scaricarsi su chi non ha nessuna colpa. Direttore, non so se hai qualche domanda per l'assessore, dato che ce l'abbiamo qui con noi. Chiara, sono stati attivati 6 bacini di laminazione, si è evitato quello che è accaduto in Emilia-Romagna, cioè quindi un'apocalisse vera e propria. Vorrei chiedere all'assessore se 6 bacini di laminazione a questo punto non siano sufficienti, si debba procedere per esempio quello alle Grave di Ciano, che metterebbe in sicurezza le aree circostanti il Piave. Ecco, mi chiede il direttore Bacialli se servono altri bacini di laminazione. 6 sono entrati in funzione, hanno evitato la catastrofe dell'Emilia Romagna, ma per esempio quello delle Grave di Ciano potrebbe evitare la catastrofe oppure l'emergenza sul Piave. Allora, c'è un piano di sviluppo di bacini di laminazione che lo sta seguendo l'assessore Bottacin.
Molti li abbiamo fatti, altri li dobbiamo fare e abbiamo un piano che è pubblico e su quello noi non intendiamo indietreggiare di 1 millimetro, nel senso che, ripeto, sono fra i pochissimi strumenti che abbiamo veri per arginare situazioni come queste. Certo, io ti farei continuare a vedere, direttore, quello che sta succedendo qui. L'acqua è veramente anche impetuosa, perché il Muson, e magari Roberto Marcato lo dirà meglio di me, è un torrente, quindi si riempie davvero con una velocità impressionante. Questo è uno dei grandi drammi di questo torrente. Ma basta guardare, cioè l'acqua ha una velocità che è davvero impressionante, che altri torrenti, altri fiumi non hanno. Questa è la caratteristica sua ed è il motivo per cui c'è stata questa spinta, immagino, così forte da rompere l'argine. Sì, perché se l'Alta Padovana era stato in qualche modo, tra virgolette, salvata, la quantità d'acqua caduta nella notte tra mercoledì e giovedì non era così importante. Ieri già il fiume, il torrente era carico. L'altra enorme quantità d'acqua che si è scaricata in tutta quest'area fino più o meno alle 11, alle 23 di sera ha fatto che poi gli argini non reggessero più. Non so se questa lettura è corretta. Purtroppo è così, ripeto, è una precipitazione che così forte non si è mai vista nei nostri territori. Ecco, allora direttore, se sei d'accordo ti lascio ancora con le immagini, noi andiamo poi a cercare, ci ricollegheremo più avanti, i tecnici che ci spieghino che cosa si sta facendo qui, qual è la situazione. Se non hai altre domande ringrazio l'assessore Marcato e ti restituisco per ora la linea. Grazie Chiara, a te, ovviamente a Cristian Roque Allende, uno dei tanti operatori che stanno riprendendo quanto sta accadendo sul nostro territorio. Andremo anche poi a vedere gli altri comuni più colpiti, situazione molto preoccupante ad Asolo, tante persone che sono state salvate, è successo a Pozzonovo per esempio con un'anziana che è stata soccorsa dai carabinieri. Vediamo. Portate in salvo sui gommoni dai vigili del fuoco un'anziana e la figlia residenti in una zona isolata di Megliadino San Vitale sono state fatte evacuare ieri grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Este. Centinaia e centinaia gli interventi in tutta la provincia di Padova, in azione anche i carabinieri che a Pozzonovo invece hanno salvato una 75enne che con la sua auto era finita fuori strada dentro un canale e l'acqua stava entrando nell'abitacolo. L'intervento non senza difficoltà a causa di acqua e fango che avevano invaso la strada a causa dell'esondazione di un canale di scolo è avvenuto grazie anche all'aiuto di un trattore mandato dalla Protezione Civile. E questa era Valentina Visentin con cui ci collegheremo più tardi, ma adesso andiamo in diretta nella sede della Protezione Civile di Porto Marghera, a Marghera, perché c'è la conferenza stampa, il punto stampa del Presidente Zaia che inizia adesso e insieme con lui c'è anche l'assessore Giampaolo Bottacin. Allora, grazie di essere presenti. Ci rendiamo conto che sono convocazioni repentine, però è anche vero che l'urgenza di comunicare per vostro tramite con i veneti risulta fondamentale in questa fase. Ovviamente alla mia destra l'assessore Bottacin, alla sinistra il dottor Marchesi, che è il capo della struttura dell'ambiente, e poi il capo dei Vigili del Fuoco, dottor Munaro, in rappresentanza ovviamente di quello che è poi un pilastro fondamentale del tema dell'emergenza urgenza in questi casi. Allora guardate, dopo passo la parola all'assessore Bottacin. Come avevamo detto ieri mattina in conferenza stampa, le previsioni ci imponevano di dire ai cittadini, e grazie per quello che siete riusciti a comunicare a seguito di quella conferenza stampa, che le previsioni ci dicevano assolutamente di essere prudenti sul fronte del territorio. Ricordate quando ho detto attenzione agli argini che possiamo avere sfondamenti arginali, attenzione a queste bombe d'acqua, il fatto che i nostri modelli previsionali hanno assolutamente funzionato,
anche diciamo, i modelli diciamo, di deflusso delle acque, però siamo davanti a un fenomeno nuovo, non sappiamo se è un fenomeno diciamo che come dice l'Università di Padova si ripete ogni 300 anni, fatto sta che è toccato a noi, come ha toccato a noi il Covid, come ha toccato a noi l'acqua granda e un sacco di robe. Diciamo che il clima sta cambiando. Il clima sta cambiando e chi ha vissuto, magari chi era nei territori di Vicenza l'altro ieri e in particolar modo questa notte, ieri sera, nel Trevigiano, nel Veneziano e anche insomma, un po' in tutto il Veneto se vogliamo, perché comunque anche il veronese ha vissuto e anche il padovano, l'idea di questi temporali diciamo, uno dopo l'altro con grandi diciamo, precipitazioni e forte intensità dà una dimensione di qualcosa che non abbiamo mai visto, o meglio è tipico del temporale da bomba d'acqua estiva, ma mai vista una roba del genere. Prova ne sia che la stessa Venezia, voi stessi lo riportate nelle cronache oggi, si è ritrovata con un livello assolutamente non importante per far partire il Mose di marea, ma la pioggia così intensa, tutti hanno visto le immagini dell'acqua che scendeva dalle scalinate del ponte di Rialto piuttosto che altro, da una dimensione che se ti arrivano 200 mm d'acqua, che sono 20 cm in poco tempo, tu devi capire che tutta quell'acqua poi va a finire da qualche parte, tant'è vero che c'è stato un picco di marea e poi il mare ha ricevuto. Ovvio, ogni evento è storia a sé. Perché? Perché vi voglio dire che abbiamo avuto piovosità per certe località paragonabili al 2010 come quantità d'acqua. Quando tu parli di 240-230 mm d'acqua per metro quadrato puoi paragonarla ad alcune località del 2010, ma nel 2010 quelli erano dati nelle 24 ore. Oggi stiamo parlando di dati in qualche ora. Tanto è vero che abbiamo avuto delle botte di acqua che ha fatto danni nel territorio. Noi oggi siamo a contabilità di una decina di rotture arginali, è una contabilità che ci dice che sono state chiuse tratte ferroviarie che voi sapete, le abbiamo citate anche ieri, a Vicenza Schio, Vicenza Grisignano, molto altro. La Pedemontana, ve lo annuncio in questo momento mentre vi sto parlando, il tratto Loria-Riese, scusatemi, il Tivoli-Riese in una galleria ha avuto un allagamento, quindi si sta diciamo, recuperando la situazione, ci vorrà ancora qualche ora e in generale movimenti franosi da paura, nel senso che la collina soprattutto trevigiana è stata martoriata, ma non solo, allagamenti diffusi in Veneto e soprattutto va detto che le rotture arginali, ad esempio quelle più importanti, questa notte alle 4 qualcosa si è rotto l'argine a Campo San Piero, quando mi hanno mandato in diretta la geolocalizzazione, vado sulla mappa e vedo che a sinistra c'è tutto l'abitato di Campo San Piero, anzi a destra, e a sinistra ci sono campi. Ho detto chiamo e sento, incrocio le dita, per fortuna, ma sarà stato un disastro, ha rotto da parte dei campi. Ciò nonostante anche Campo San Piero ha avuto problemi, li abbiamo avuti in ospedale, e l'ospedale di Campo San Piero, il centro di sterilizzazione che è al piano interrato, il centro di sterilizzazione è fondamentale, significa sale operatorie per noi, è stato allagato ma è già recuperato, è già tornata in funzione diciamo, l'autoclave e i macchinari, così vale per Cittadella che ha avuto un minimo allagamento, ci sono anche delle immagini dell'acqua che entra e scende dalle scale, quindi piani interrati fondamentalmente, e in generale Castelfranco, Asolo, fiumi come Muson, Avenale e molto altro ancora. Questa mattina alle 10 ci hanno avvisato che c'è una minima rottura sul Meolo a Rovarè, però voglio dirvi questo, se dovessimo fare un bilancio, il bilancio è di un bilancio che i bacini di laminazione hanno messo in sicurezza. Allora, forse la spieghiamo in maniera molto più semplice, se non avessimo avuto i bacini di laminazione oggi saremmo qui a un bilancio che sarebbe devastante, cioè cominceremmo a parlare di Vicenza tutta sott'acqua. E qua devo dire che i bacini hanno funzionato al punto tale, vi do solo un dato, Montebello riempito al 50%, invasato la Colombaretta che è Verona al 100%, Caldogno al 50%, Lorolo al 100%, Trissino 40%, Viale Diaz 30% e Muson dei Sassi ha avuto un riempimento
al 100%, però c'è anche da dire che questo ci permette di dire che Castelfranco va sotto con la venale, cioè gli allagamenti del Musone dei Sassi sono infinitesimali rispetto al danno reale che è quello della venale, che è un altro fiume. Allora, se non avessimo avuto i bacini sarebbe stato un bilancio molto più pesante. Certo è che il bilancio di danni c'è, sono centinaia di abitazioni allagate, e noi abbiamo dichiarato lo stato di emergenza. Questa mattina ho sentito l'ingegner Curcio e abbiamo chiesto subito il sopralluogo della protezione civile, perché noi comunque qui vogliamo portare avanti il tema, diciamo, della richiesta dei danni, come è giusto che sia, anche a tutela dei cittadini che hanno avuto danni. Sulla rottura e poi passo la parola all'assessore, sulla rottura dell'argine di Campo San Piero, voglio dirvi che adesso stanno facendo un lavoro strepitoso, perché in 40 minuti sono arrivati questa notte con i camion che erano già caricati di materiale ghiaioso, quindi di roccia, e stanno tappando la falla dell'argine. E ovviamente il modello, diciamo, idraulico dava una dispersione dell'acqua fino ad arrivare a Santa Maria di Sala, insomma in quelle zone lì. Adesso è ai margini di Massanzago, quindi nel Veneziano, però insomma sono fiduciosi adesso hanno abbassato anche, diciamo, il livello dell'argine per arrivare con i camion ancora più vicini alla falla, e quindi in giornata è tappata la falla e quindi ripristinato. E danni, non chiedeteci quanti danni abbiamo, perché non siamo in grado di dirlo. Ai cittadini facciamo solo appello di dire, fondamentale, che facciano foto dello stato attuale, dello status quo delle abitazioni, degli scantinati, foto che diano una dimensione di qual è il danno. Abbiamo anche un vantaggio, che i telefonini ci permettono di fare cose che magari anni fa non si potevano fare, di far filmati, se hanno spese raccolgano le spese e ne facciano, insomma, se le mettano in una cartellina, insomma, cerchino di mettere via documentazioni. Se qualcuno ha il geometra di fiducia, un tecnico, qualcuno, se vogliono farsi far già delle prime perizie. La procedura, siccome in queste fasi è bene dirlo, la procedura funziona che ogni singola ditta, quindi ogni singolo cittadino privato o, diciamo, impresa che sia, fa una raccolta dei suoi danni, poi il comune raccoglie tutto questo e fa un dossier comunale, quindi fa una conta dei danni comunali. La regione raccoglie, in virtù del fatto che ho dichiarato lo stato di emergenza, tutti i danni e fa una richiesta a livello nazionale. Questa è la procedura. Ringrazio tutti i volontari che hanno lavorato, tutti i nostri dirigenti, i lavoratori della regione, insomma tutti quelli che hanno lavorato alacremente, perché stanotte la regione, a parte la sala operativa sempre aperta, ho visto le chiamate in generale 2400, non sono poche, e penso che dobbiamo incrociare le dita per le prossime giornate. Allora, oggi il meteo ci dà un meteo che dovrebbe essere in lento miglioramento nei prossimi giorni, con anche delle giornate con del sole. Domani peraltro abbiamo il Papa a Verona ed è dato, si dà sole, e ciò non toglie che nel frattempo dobbiamo pulire. Prego? È conoscenza in alto del Papa. Il Papa porta il sole, questo è dogmatico. E nel frattempo ci sarà la fase della pulizia. Curcio spero mandi velocemente una delegazione di suoi a fare il sopralluogo, e dopodiché passiamo alla fase 2. Ricordo solo, perché siccome ogni tanto sento qualcuno che fa l'esperto in idraulica, ricordo che ci sono dei bacini che vengono aperti manualmente, dei bacini che hanno lo sfioro, cioè che non serve a far nulla, che hanno già lo sfioro programmato. Lo dico semplicemente perché a volte vedo commenti di gente: dovevano aprire un po' prima. Si apre una roba che si apre che ha lo sfioro, cioè è difficile, lo scavatore, cioè nel senso che sono dei modelli. Ecco, vi risottolineo e vi ringrazio per averlo oggi significativamente, diciamo, evidenziato il tema dei 300 anni di ritorno. Cioè, oggettivamente noi vediamo delle piovosità con un'intensità che è unica, e questo ci deve far pensare anche rispetto al fatto che se questo modello
diciamo, di nuovi fortunari che arrivano sui nostri territori avranno queste caratteristiche, capite che dovremmo modificare nuovamente non solo i modelli, ma anche pensare ad altre forme, diciamo, di prevenzione, fermo restando, e questo è dogma per tutti noi, che l'uomo non vince sempre contro la natura, perché la miglior forma di prevenzione è riconoscere i propri limiti. La miglior forma di prevenzione è riconoscere i propri limiti. Cioè, voi capite che i vecchi dicono che il peso non sta fermo in montagna, no? Quando comincia ad esserci un movimento franoso, cioè lo sfogo lo deve avere. E così vale per l'acqua, per l'erosione, per tutto quello che fa. E l'acqua, come avete visto, una decina di sfondamenti arginali può mettere veramente, diciamo, in pericolo i cittadini. Ecco, in questo momento possiamo dire che non abbiamo avuto feriti, non abbiamo avuto perdite di vite umane, e è la parte più importante di questa vicenda. Passo la parola all'assessore. Beh, oltre a quanto è già stato detto, sottolineo non solo la tempestività dell'intervento di questa notte sul Muson dei Sassi, che è stato, ha visto l'intervento pressoché immediato da parte del Genio Civile di Padova nella fattispecie, ma sottolineo anche la tempestività degli interventi che sono stati messi in campo a seguito delle rotture arginali nella provincia di Vicenza e nella provincia di Verona nelle giornate ieri, perché ieri sono stati sistemati tutti gli argini che avevano avuto rotture arginali. Sottolineo anche la tempestività di intervento dei 1501 volontari di protezione civile e ovviamente dei 250 vigili del fuoco, più o meno, mi diceva il direttore interregionale, circa 250, poi dopo il numero preciso magari lo darà lui, che provenienti da tutte le province del Veneto, che sono scesi in campo immediatamente. Nel giro di pochissimi minuti erano in campo, sono in campo tuttora, e con il nostro coordinamento, quindi un'attività che insomma è particolarmente complessa, perché stiamo parlando di decine e decine di organizzazioni di volontariato che sono scese in campo. Diciamo che le previsioni meteo appunto ci stanno aiutando in questa fase, nel senso che avremo qualche precipitazione localizzata fino a martedì, poi martedì ci sarà un altro evento che però dovrebbe essere decisamente inferiore come potenza rispetto a quello che è accaduto nelle ore scorse. Poi ci sono segnalazioni puntuali tipo ad Asolo e Castelfranco abbiamo avuto parecchi danni. Pensate che ad Asolo abbiamo registrato quasi 42 mm di pioggia in mezz'ora e a Castelfranco oltre 80 mm di pioggia in poco più di un'ora e mezza, anzi in poco meno di un'ora e mezza. Quindi sono numeri particolarmente importanti. Questo è accaduto ieri sera. Ad Asolo ci sono state 15 persone isolate questa notte. Il sindaco mi ha avvisato tempestivamente e abbiamo attivato tutte le procedure, nel senso che erano tutte raggiungibili, stavano tutte bene, però dico banalmente, no, poi a volte non si pensa alla mole di lavoro che c'è qui, quindi ringrazio tutte le nostre strutture. Se ci sono 15 persone isolate e stanno tutte bene, non è che noi stiamo fermi, nel senso che è stato attivato il soccorso alpino, perché qualora una di queste persone avesse avuto qualche problema sanitario, insieme al suo 118 bisognava raggiungerle. Quindi insomma è un esempio per dire che dietro a ogni segnalazione c'è un'attività molto rilevante di organizzazione e di gestione dell'emergenza che ripeto è stata assolutamente tempestiva, e quindi ringrazio tutte le nostre strutture. Poi abbiamo avuto anche un problema a un allevamento in provincia di Padova con 10.000 tacchini che sono morti, perché l'allevamento è stato invaso dall'acqua, ma insomma questo è uno degli esempi dei danni. Abbiamo in provincia di Padova alcuni cittadini nella zona del Campo San Pierese che ha chiesto di spostarsi dalla propria abitazione, però l'ha chiesto volontariamente, non ci sono ordinanze di sindaci eccetera, ha chiesto volontariamente
perché ovviamente hanno il disagio di avere la casa allagata, ma quindi si stanno spostando, però come è accaduto anche nel Vicentino, ieri sono rientrati tutti nelle proprie abitazioni, insomma, ecco, quindi si sono stati supportati nell'azione di svuotamento degli scantinati, degli interrati, eccetera, e ieri sera erano tutti nelle proprie abitazioni. Anche il tema dell'idrovore, come che siamo ributtati dentro l'acqua. Sì, allora, dopo aver sistemato la rottura arginale, faccio presente che insomma, il muson ha ancora una certa portata, quindi l'acqua ha una certa velocità anche in quel tratto lì, quindi non è un'operazione semplice chiudere la falla di un argine. Dopo aver chiuso la falla stiamo montando le idrovore per poter ributtare l'acqua lì dentro e anche con delle manovre idrauliche. Adesso non sto a entrare nel dettaglio, con spostamento di portate d'acqua dal muson al muson vecchio, insomma una serie di azioni idrauliche che servono appunto a ridurre gli effetti delle portate che sono ancora in corso. I colmi di piena stanno transitando, dei principali corsi d'acqua stanno transitando lungo i tratti medi e terminali verso la foce. Anche il Sile ha un livello piuttosto alto, quindi qualche problema ci viene segnalato da Silea, insomma dalla zona che è attraversata dal Sile. Però diciamo che il peggio è passato, insomma, ecco. Domande, ragazzi? Buongiorno, Angela Cottiglio, Gazzettino. Volevo chiedere, per la Pedemontana, rispetto al problema che c'è stato in quella galleria, significa che il transito è interrotto in questo momento? E se sì, in questo momento è stato ripristinato una corsia, verrà ripristinato lo status quo, verrà ante ovviamente allagamento, verrà ripristinato penso che nel giro di qualche ora. Comunque l'infrastruttura non è chiusa in questo momento. in entrambe le direzioni? Sì. Però è stata ripristinata da subito una corsia, dopodiché staranno pompando fuori l'acqua, immagino. Stiamo parlando di una galleria, quelle gallerie, quelle brevi che trovate, insomma, i micro viadotti per capirci, il Altivo Leriese per localizzarlo. Altro? Volevo chiedere se ci sono delle persone evacuate, perché mi risulta 2 persone ma definite nel senso a Casale sul Sile, ce ne sono 2 che sono state portate poi in una struttura messa a disposizione dal comune, non sono ancora rientrate. Ci sono altre persone che ancora non sono rientrate? Come dicevo prima, ne abbiamo diverse che hanno chiesto anche loro di spostarsi. E dove sono? Nella zona del Padovano principalmente, fatto riferimento alla rottura originale, quella di Campo San Piero. Però come anche ieri sono usciti di casa nel momento in cui avevano l'acqua dentro, poi sono entrati entro la sera, insomma. Quindi non ci sono abbiamo sfollate. Esatto, sfollate. L'altra cosa, l'assessore prima ha anche detto che non c'è neanche giuridicamente, cioè non abbiamo ordinanze dei sindaci. E l'altra cosa volevo chiedere, ho visto che c'è stato un problema con la tracimazione delle fogne vicino al petrolchimico e quindi l'acqua aveva segnalato dei problemi di bruciore agli occhi. Queste cose ci può spiegare, per favore? Allora, io ho citato i numeri di Castelfranco e di Asolo ieri sera di precipitazioni, ma anche qui, fra l'altro io ero qui, quindi l'ho vista in diretta, anche questa zona è stata investita da precipitazioni rilevantissime, sono state le 8 di ieri sera, ho perso un po' la cognizione del tempo, e ovviamente hanno interessato anche il petrolchimico. Quindi c'è stata una quantità d'acqua notevole che ha investito l'impianto, c'è stato uno sversamento di sostanze, di idrocarburi, e quindi si sentiva anche l'odore fondamentalmente. Tenete presente che il petrolchimico ha avuto questo fenomeno che ha messo in crisi il depuratore, e quindi il depuratore non era in grado di smaltire tutta l'acqua che arrivava, visto la quantità notevole. Però tenete presente che il petrolchimico è dotato di vasche di contenimento che hanno contenuto la sostanza, cioè non è andata dispersa questa acqua sporca di idrocarburi.
e quindi adesso che il depuratore sta riprendendo a funzionare viene smaltita esattamente come accade in qualsiasi altra giornata dell'anno. Ovviamente ieri sera si sentiva l'odore, però io non ho contezza di ricoveri in ospedale o di cose di questo tipo. Sono stati fatti i campionamenti dell'aria e gli esiti, ovviamente sapete che ci sono le 48 ore canoniche del tempo di laboratorio, non è che ci sia qualcuno che sta dormendo, perché ci sono i reagenti che devono reagire eccetera eccetera, quindi domani saranno pubblicati sul sito di ARPA i dati che sono stati rilevati dal rilievo che è stato fatto ieri sera. Posso chiedere una cosa? Se ci dà per favore i livelli dei fiumi portato una sedia. Il livello che è stato raggiunto dai fiumi quelli adesso migliorando il livello dove? Perché ogni fiume ha un livello diverso in ogni punto che attraversa, quindi la piena, diciamo. Ma i colmi di piena, come dicevo prima, stanno transitando, per quanto riguarda il bacino Brenta-Bacchiglione, stanno transitando nel Padovano, e il Sile, appunto, anche il Sile sta attraversando la parte, diciamo, del terminale del suo corso, e i livelli sono quelli massimi, oltre il terzo livello di guardia fondamentalmente. Il Musone dei Sassi chiaramente, come è stato detto, dopo una rottura il livello ha anche poco senso, perché l'acqua fuoriesce, quindi. Però sotto controllo la situazione. È tutto monitorato. Io adesso non è che posso dirvi il livello, nel senso che avete visto ieri abbiamo aperto le tendine, no? È tutto monitorato e anche visivamente si vede il quadratino rosso o il quadratino verde, che vuol dire il livello in crescita e il livello in calo, con il livello, ed è tutto pubblicato ed è disponibile a tutti. Dopo vi diamo il link e potete andare a vederli in tempo reale, sono pubblicati in tempo reale, quindi vedete in tempo reale i livelli di tutti i corsi d'acqua in tutti i punti del Veneto, quindi se avete la curiosità di sapere dov'è quello che vi interessa lo trovate, insomma. Altro, ragazzi? Ha detto che cambiano le previsioni, cambia il clima, ci farà da adattarsi. Capisco che adesso, insomma, l'emergenza è un'altra, ma guardando in prospettiva come ci si dovrà adattare a questo clima che cambia, a questi fenomeni estremi? Guarda, noi siamo sempre stati degli innovatori su questo fronte, questo ci viene riconosciuto a livello nazionale e anche a livello internazionale. Considerate che siamo la regione che ha più infrastrutture idrauliche di nuova concezione, definiamolo così, ed innovative. Ovvio è che il tema del cambiamento climatico deve essere affrontato, diciamo, in maniera scientifica e accademica, anche con la redazione di nuovi modelli. Visto considerato che noi viviamo in un mondo dove tutto è tarato per piovosità più o meno intense, ma che sono graduali. Oggi il fenomeno delle bombe d'acqua, lo dicevamo ieri, se penso al refronto del 2014, nel centro paese non pioveva, a 1,5 km, 2 km del paese ci fu un'esondazione con 4 morti. Beh sì, giustamente l'assessore mi ricorda di dire i 2.500 cantieri in 4 anni che abbiamo realizzato, oltre a tutti i bacini di laminazione e alle diaframmature. La diaframmatura è come realizzare le fognature in un comune, cioè è l'ultima roba che il cittadino vede, perché la diaframmatura non sono altro che dei pali in acciaio che vengono, diciamo, ovviamente con una perforatrice messi, diciamo, negli argini, si crea sostanzialmente, se questo è l'argine, i pali entrano così, vengono iniettati di calcestruzzo, ancorati in profondità, e quindi l'argine sostanzialmente, quello che vediamo rischia di diventare quasi estetico, no? Perché il vero argine è l'anima di ferro che c'è all'interno diciamo, del terrapieno. Considerate, avete visto, ha rotto a Campo San Piero, possiamo dirlo, no? Ma quanti chilometri di argine abbiamo noi? Abbiamo un dato? Oltre 10.000. Oltre 10.000 chilometri di argini. Il Veneto ha come immagine il fiume Pensile. Pensate che immagine abbiamo noi dei fiumi? Gli argini. Cioè vuol dire che l'acqua corre quantomeno a livello della campagna, del piano campagna. Quindi nelle bonifiche hanno preso sta acqua che creava acquitrini e invadeva i campi, l'hanno riportata in un alveo artificiale, e per questo noi abbiamo questo problema. Nel 2010 noi abbiamo avuto 32 sfondamenti arginali.
Questo giro ne abbiamo avuto una decina. Perché? Di meno perché? Perché si sono fatti i lavori, tanti, perché abbiamo utilizzato i bacini che prima non avevamo. Cioè, se io dovessi darvi uno scenario ante opere, vi darei oggi uno scenario devastante, a iniziare da Vicenza, che è una città che si è salvata e che poteva veramente finire male, come è accaduto nel 2010. Altro? Erano 3 ieri, sono organizzati. Siamo una decina adesso. Siamo una decina. Sì. Vi dico una decina, sarebbero 9, però se contiamo il doppio sfondamento a destra e a sinistra di un argine sono 10. Però sono tutti, come diceva prima l'assessore Bottaccini, sono tutti tempestivamente recuperati. Guarda, l'assessore ha sottolineato una roba secondo me importantissima, cioè l'efficienza della macchina, perché in altri contesti, cioè l'argine continua a pisciare acqua finché non se ne va da sola, viene da sorridere, ma vi dà l'idea di cosa significhi. Noi andiamo in piena emergenza col massimo di picco di acqua nell'alveo a tamponare, cioè noi tamponiamo l'emorragia prima che il cuore cominci a andare in brachicardia, perché poi è come la circolazione sanguigna quella dell'acqua, no? Cioè è una rete di vene, di condotte che comunque hanno un loro equilibrio, e quindi ripristinare l'argine significa ripristinare l'equilibrio della rete. Presidente, l'ultima cosa, Prego. riprendo quello che avevate già accennato Sì. prima, cioè che ci sono stati dei cittadini che hanno detto che bisognava attivare prima il bacino di Caldogno. Di Caldogno? No. Questo è quello che hanno detto i cittadini, io riporto quello che ci hanno segnalato, chiedo a voi. Ma Caldogno no, io ho sentito anche sull'Orolo, peraltro dicendo l'Orolo ha un suo sfioro, Isola Vicentina, c'è anche una nota che mi sono fatto fare dagli uffici. Isola Vicentina a monte ha avuto a monte un ponte che si è ostruito con le piante e gli alberi che sono andati contro le pile del ponte. Dall'altro la rottura a monte del bacino dell'Orolo. La rottura arginale è venuta a monte del bacino dell'Orolo. Cioè non è che questo, ma lo dico tecnicamente, cioè non dovrei neanche io a dire ste robe, tecnicamente il bacino è a valle di quello che è accaduto. Se fosse a monte il bacino e a valle fosse accaduto qualcosa si potrebbe fare un ragionamento, ma è così. Però direi, allora ci sta che vengano dubbi, però queste non sono scelte politiche, non è che ci mettiamo lì con il sudoku a decidere cosa fare. Cioè, sono scelte dei tecnici, sono modelli, e sono gli stessi tecnici che sono stati ringraziati anche nell'ultima alluvione, perché c'è passata da noi facendoci fare, diciamo, un percorso netto. Cioè, insomma, direi che noi ci fidiamo di tutto lo staff che lavora, che programma, che progetta, e dopodiché se qualcuno ha la bacchetta magica si faccia vivo, ci spiega come usarla e abbiamo risolto i problemi. No, volevo solo semplicemente dire che i bacini sono stati aperti correttamente, quelli manuali, visto che è stato citato Caldogno, che non ha nessuna influenza su un'altra asta, perché è su un altro corso d'acqua rispetto all'Orolo, esatto. E quindi non c'entra niente con Isola Vicentina. Tanto più che, come ha detto il Presidente, il bacino sull'Orolo è a valle rispetto a Isola Vicentina, quindi i bacini di laminazione non hanno avuto alcuna influenza. Ma al di là di questo sono stati gestiti in maniera assolutamente corretta anche quelli manuali. Prova ne è il fatto che Vicenza non sia allagata. I bacini di laminazione, come dico sempre, io mi rendo conto che l'idraulica sia un po' complicata, vanno aperti immediatamente prima che il fiume esondi. Aprirli prima ne abbiamo parlato ieri. Ieri ci avete chiesto, ma se i bacini sono pieni e piove ancora, cosa fate? Questo sarebbe stato un problema. Se io riempio i bacini molto prima, poi quando il livello del fiume arriva quasi al massimo non ho più spazio per parcheggiare l'acqua in più. Quindi vengono aperti immediatamente prima che il fiume esondi. Non mi pare che a Vicenza sia esondato, è arrivato effettivamente al livello massimo, 6,04 se non ricordo male, ma non è esondato, e quindi la gestione dei bacini di laminazione è stata tecnicamente corretta. Sì, ma in maniera oggettiva, cioè, voglio dire, non è che è discutibile. Abbiamo l'obbligo di difendere il lavoro di tutti gli ingegneri, i tecnici che ci lavorano, c'è gente che è 2 giorni che non va a letto, ragazzi. Mi ricordate i 2 attivati a mano? Scusate. L'Orolo, no, a mano no, Caldogno. Caldogno è attivato manualmente. E Montebello. Montebello. Gli unici 2.
si fa un focus invece sul bacino a Diaz, perché quello dovrebbe essere a Sfioro, sì. Sono state aperte invece le paratie tra l'altro. No, è a Sfioro. È innesco naturale il Diaz. Però ci risulta che abbiamo... No, hanno aperto lo scarico in via emergenziale perché? Perché uno potrebbe dire ma allora lo Sfioro che è fisso non funziona. Non è che non funziona, perché i tecnici ci spiegano che dipende anche dall'onda che prende il flusso d'acqua. E quindi sì, perché il flusso d'acqua non è che va via piatto. E quindi hanno deciso di aprire dallo scarico per scolmare di più. Tutto qua. Ce l'hanno proprio spiegato tecnicamente. Però ripeto, Vicenza non si è allagata, questo è il dato oggettivo, no? No, ma ti spiego perché fa sta domanda. Siccome a Vicenza che ha visto 6,04, dice com'è possibile che sia arrivata a 6,04? Ma avete visto Venezia cosa è successo? Una marea in mare di 98, 94, non ricordo più, si è ritrovata 20 cm in più. Allora, siccome non può essere marea che cresce 20 cm in mezz'ora, l'acqua è arrivata tanta acqua. Cioè quando tu hai velodastico con 229 millimetri scusatemi, d'acqua in 6 ore, capisci che è un altro mondo. Tutto qua. Ma giustamente la sola ragione, Vicenza si è allagata? No. Ha avuto però per la rete fognaria, sì, per la rete sì. No, ma è la rete fognaria. E la rete fognaria non è esondato il Bacchiglione. È la rete fognaria è collegata alla precipitazione piovosa. Se piove tanto la rete fognaria deve essere in grado di smaltire tutta l'acqua che se fa 20... Che è la zona stadio. E ogni volta si allaga. Ma no, quello che appunto diceva il Presidente era giusto, nel senso che c'era proprio l'impressione di vedere l'impressione è l'impressione. Il Bacchiglione che in città è come giustamente era stato riempito. Giustamente il mio collega ingegnere mi fa notare, è come il lavandino, funziona come il lavandino lo Sfioro, no? Cioè voi lasciate l'acqua aperta col tappo chiuso, no? E il lavandino cresce, vi fa impressione perché dite, cioè adesso mi esce l'acqua e mi invade tutto il bagno. No, perché c'è il buchino sotto il rubinetto e quello è lo Sfioro. Quindi l'acqua, anche se lasciate il rubinetto aperto, non vi allaga tutto il bagno perché entra lì e va a finire nello scarico lo stesso. Funzionano così in maniera giusta. Allora riprendiamo la linea da studio perché si sta avviando alla conclusione la conferenza stampa di Luca Zaia e Giampaolo Bottacini. Avete sentito la difesa del bacino di laminazione di Vicenza che ha salvato, diceva il Presidente, la città da allagamenti. Il Bacchiglione non è esondato, è acqua uscita dalla rete fognaria che anche in altre circostanze allaga la zona dello stadio. Adesso andiamo ad Isola Vicentina, vediamo delle immagini riprese dall'alto. Vedete, è una campagna dove ci sono allagamenti. Queste sono immagini riprese da un drone, una situazione che riguarda molte altre zone del Veneto, allagamenti sparsi nelle campagne. È successo non solo nel Vicentino ma anche nel Padovano ovviamente e nel Veronese. Dicevamo di una situazione difficile per l'esondazione del Musone dei Sassi a Castelfranco ma anche a Campo San Piero, ma adesso andiamo a Isola Vicentina da Daniele Garbin. A te Daniele, sei in diretta. Sì, grazie direttore, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Siamo a Castelnovo di Isola Vicentina, proprio questo è il ponte su via Roma. Il fiume Orlo ha rotto gli argini. In questo momento con me è il collega Simone Suarcina, vi fa vedere proprio il punto esatto che in qualche modo è già stato ripristinato, una quarantina di metri da qui, proprio da questo fiume che la notte scorsa proprio ha fatto tremare le persone qui vicino, proprio in tutta una zona che è costruita sotto il livello del fiume, e ha visto verso le 11:30 il fiume ingrossarsi improvvisamente e in poco tempo salire negli argini, e a un certo punto verso le 11:30 ha rotto. In quel momento è stato il disastro perché
c'era una polemica anche tra chi diceva che avevano già avvertito i soccorsi per poter aprire il bacino, ma non sarebbe stato fatto in tempo. Ecco, sono tutti i discorsi che adesso magari possono avere il tempo che trovano. Ecco, in questo momento questa è la situazione, vedete, le abitazioni di questa via, che sono a un chilometro verso il centro, sono in queste condizioni. Da ieri centinaia, sono 1500 circa le persone interessate, hanno trovato tutti i loro oggetti negli scantinati, nelle cantine. Ecco, un lavoro continuo per liberare innanzitutto. Abbiamo visto passare automobili proprio completamente infangate, in questo caso questa è la situazione, proprio tutti gli oggetti che avevano riposto in queste cantine sono in queste condizioni. Sembra una guerra, perché questo è dappertutto, proprio in questo momento stanno estraendo, vediamo qui, possiamo sentire, buongiorno, è la sua la macchina, posso chiederle, buongiorno, posso chiedere come sta andando la sua macchina? È questo che stanno tirando su? No, io... Ho visto che stanno tirando sulla macchina, come sta andando? Da bestie. Da quanto lavorate, da quanto tempo? Da ieri mattina alle 6. E cosa avete continuato a fare? Tirare su fango? Melma. E buttato via 8 macchine. 8 automobili, sì. Ecco, vediamo proprio che ne stanno tirando su un'altra. Sono i box che c'erano qua sotto. 1,80 m di acqua. Ho capito. E in questo momento cosa state facendo? Vediamo qua quante persone sono che state lavorando, quanti inquilini. Aiuto mio figlio io. Basta. Avete già idea di quanti i danni? 2 macchine intanto della famiglia e più il resto. Ecco, da buttare. Grazie. Intanto facciamo proprio vedere in questo momento, per fortuna almeno si lavora sotto il sole, in questa mattina l'acqua è uscita insomma in qualche modo, abbiamo visto proprio pompe in funzione, ma questo è il momento proprio del pulire e liberare dal fango gli scantinati, soprattutto le aree. Ecco, in questo momento stiamo camminando e proprio le persone ripongono gli oggetti lungo i marciapiedi, abbiamo visto più avanti i carabinieri, abbiamo visto anche, sappiamo che sono intervenuti i militari della Ederle per dare una mano agli inquilini, proprio per riuscire a sgombrare, almeno in un primo momento. Ogni abitazione in questo punto è un cantiere. In qualche modo cercano di fare largo, direttore, questa è la situazione. Noi continuiamo ad andare avanti, il collega in questo momento cerchiamo anche di incontrare le persone e sentire, però insomma non c'è voglia di parlare, c'è grande così. Sono affranti, anche se sono abituati, ma una cosa del genere non la conoscevano, non l'hanno mai vista, almeno in tempi recenti. Ecco, vediamo qui un altro posto, stanno liberando dal fango anche in questo caso le cantine, c'è anche un problema di fognatura e di rete del gas che è stata ripristinata per fortuna, però questa è la situazione. Posso sentirla come sta andando in questo momento? Come sta andando cosa? Sì, questa operazione, da quanto tempo lavora qui? Beh, è difficile, io sto lavorando da stamattina, comunque mi sono anche svegliato tardi, si può chiedere ai miei genitori, sono qui da molto prima. Il problema è che bisogna ovviamente tirare via tutta l'acqua, ma c'era anche il fango, l'abbiamo dovuto spostare per di là, bisogna aspettare che vengano poi a rimuoverlo degli addetti. Anche il signor Lei abitava qui, quanta è stata la paura? No, è stata una fortuna che mio figlio stava finendo di giocare con l'Xbox, se no non ce ne accorgevamo nessuno. Io sono venuto giù di corsa perché mi ha chiamato lui e c'era già l'acqua che veniva giù. Qua non si è accorto nessuno, io ho suonato i campanelli, da lui purtroppo è stato troppo tardi perché era già saltata la corrente, non se ne è accorto, le macchine sue sono rimaste sotto l'acqua, è un macello. Infatti anche su questo c'è stato un ritardo secondo lei, che ha dato questa la polemica nell'apertura, o era veramente tanta l'acqua? Guardi, io di solito abito all'ultimo piano qua sopra, guardiamo fuori prima di andare a letto. Alle 11 di sera io ho visto il fiume che correva, però sinceramente secondo me non poteva fare niente. Certo. Non so se magari con i bacini fossero aperti, non lo so, però sinceramente non credo che si potesse fare molto altro. Ecco, è una situazione che era capitata ancora, sapevate di essere a rischio? È capitato altre volte, però non è mai successo, anche gente che è qua da 60 anni non ha mai visto una cosa del genere, insomma, ecco. E venire fuori il fiume così non è mai successo. Noi è 6 anni che abitiamo qua, visto l'acqua alta, ma non è mai uscito.
Conta di danni troppo presto ora. Io penso che se anche così solo il garage, 2000 euro di roba, a me che non è toccato niente, altri hanno macchine, il signore qua, la taverna nuova appena fatta, i pavimenti a cavar su, un disastro. Ecco, direttore, questo intanto, così è la situazione, vediamo che si ripete. Se in questo momento è importante anche riuscire a non intralciare le operazioni, vediamo che c'è voglia di darsi da fare e di sistemare, ecco, quanto possibile, però al momento è così, ecco, una situazione, parlano le immagini, sembra una guerra, ecco, una guerra contro l'acqua con cui si fa i conti, le persone proprio in questo momento. Vediamo, ecco, un altro punto. Simone, proviamo a vedere un attimo di pausa, volevo entrare anche di acqua, ma anche qui, buongiorno, posso sentirvi, siamo in diretta con il direttore Bacciali, ecco, come sta andando? Ecco. Buongiorno. Voi abitate qui? Sì. Eravate presenti l'altra sera quando... No, ecco. Noi siamo fuori. Avete dato una mano, state dando una mano a chi abita? No, questa è la casa di mia moglie. Ok. E allora, questo è il mio genero. Io sono venuto a dare una mano giusto per solidarietà. Qual è la situazione in generale? È un bel disastro, però insomma siamo veneti, ce la facciamo. Sì, questo assolutamente, per fortuna che siamo veneti. Ecco, importante anche questo. Avete già visto quali sono i punti critici, cosa è successo? Per fortuna non abbiamo l'interrato, quindi insomma sono 20 cm d'acqua gestibile. Loro sono messi maletto, invece poverini con l'interrato è un problema grosso. Abbiamo visto anche tanta gente dare una mano, sono usciti sì, proprio anche volontari. Sì. Molti. Anche tanti ragazzi, veramente. Va bene. Buon lavoro. Grazie anche a voi. Allora sì, direttore, noi se dice andiamo avanti, proviamo a sentire persone, questa è la situazione. Pronto? Francesco? Daniele, grazie molte, grazie, avete dato conto con Simone Squarcina proprio di cosa è successo, dei danni subiti da decine di famiglie a Isola Vicentina, con tutte queste masserizie accatastate fuori, sembra una scena di guerra. Fortunatamente non è una guerra, ma insomma è la guerra contro il maltempo e i danni che queste ondate e queste bombe d'acqua purtroppo stanno provocando ormai da molti anni a questa parte. Grazie molte, ovviamente ci ricollegheremo più tardi con Daniele Garbini, Simone Squarcina da Isola Vicentina e comunque dalle zone più colpite. Ha parlato poco fa al punto stampa di Marghera il prefetto Pellos, Darko Pellos, il prefetto di Venezia. Adesso credo che siamo ancora in diretta, sta parlando di nuovo il Presidente Zaia, intervistato dai giornalisti. Chiedo a Francesco Ruggio. Campo San Piero avremmo avuto il Muson, le acque del Muson dentro il Campo San Piero. Riparazione immediata. Riparazione immediata, ecco, anche qui sottolineiamo l'efficienza dei nostri tecnici nel coordinare le imprese, visto che considerato che noi avevamo già camion carichi di materiale roccioso pronti per gli interventi d'urgenza. Tanto è vero che la decina di rotture arginali che abbiamo avuto sono tutte in fase di riparazione o già ultimate. Singolare quello che si è verificato a Venezia. Venezia abbiamo avuto da un lato giustamente la marea non prevedeva l'apertura, l'innalzamento delle paratie del Mose, dall'altro però una piovosità così intensa, e ne è la prova provata proprio con Venezia di quello che sto dicendo. Questa bomba d'acqua ha avuto 20 cm di innalzamento repentino che poi se n'è andata anche subito. Questo sta a dimostrare che il tema sono le bombe d'acqua e questi temporali che se ne sono susseguiti. A Castelfranco i problemi li abbiamo avuti con l'Avenale, perché per quanto riguarda il Muson, pur essendo ai limiti, il Muson anche con la cassa di espansione, col bacino di laminazione in funzione, non è stato il responsabile dell'allegamento di Castelfranco. 10 rotture arginali e questa volta nel 2010 furono 32. Furono 32 in un mondo che è totalmente diverso, in un mondo nel quale non si facevano più opere idrauliche in Veneto da 80 anni. Nel 2010 io trovai questa situazione. Oggi, dopo 2014
1400 cantieri, abbiamo rinforzato molti argini, abbiamo 10.000 chilometri di argini, quindi non è possibile riuscire a farli tutti. Per cui anche l'appello che faccio ai cittadini, visto e considerato che il nostro Veneto è il Veneto degli argini, dei fiumi pensili, di evitare soprattutto in questa fase di andare a farsi le passeggiate nei prossimi giorni sopra gli argini, perché gli argini sono zuppi d'acqua e probabilmente c'è qualche argine magari più fragile che potrebbe anche rompere e magari se in presenza dei cittadini potrebbero esserci anche guai molto gravi. Alle cittadini anche di documentare i danni? È fondamentale documentare i danni. Io ho già parlato con il direttore della protezione civile, il capo della protezione civile Curcio già 2 volte. Ho già dichiarato lo stato di emergenza 48 ore fa. Adesso è fondamentale che si facciano, sicuramente le pulizie, i veneti sono eccezionali perché ripristano tutto velocemente, però si documentino i danni, quindi si facciano le fotografie, se si fanno spese si mettano da parte le ricevute, si raccolga tutto questo materiale, si porta, il comune ne farà una raccolta per le singole posizioni, dopodiché i diversi comuni le portano in regione, la regione redigerà quello che è il piano di richiesta dei danni a livello nazionale, perché noi dobbiamo accedere ai fondi del Fondo di Solidarietà Nazionale, il Fondo di Protezione Civile. Una macchina per l'emergenza, lei dice che ha funzionato? Ma sì, guardi, 1400 volontari, Vigili del Fuoco 250 volontari, 2400 chiamate, 10 rotture arginali sostanzialmente già quasi ripristinate, se ci metto questo quasi perché comunque c'è ancora Campo San Piero che è una rottura importante ma che è in fase di lavorazione dalle 5 di questa mattina. E penso anche che abbiamo avuto una gestione assolutamente impeccabile rispetto a quello che hanno fatto i tecnici rispetto a tutte le emergenze. Ovvio che poi sul terreno restano fabbricati allagati, restano scantinati ancora con acqua, ma insomma si ripristinerà velocemente. Queste bombe d'acqua che arrivano insegnano che cosa? Bisogna ripensare anche alla difesa del futuro. Ma guardi, da un lato sono straordinarie perché l'Università di Padova, il servizio appunto che analizza tutti questi fenomeni, ci dice che hanno un ritorno storico ogni 300 anni. Dall'altro però insomma, il clima sta cambiando e i modelli matematici, gli algoritmi per gestire l'idraulica in Veneto, noi li adeguiamo sempre costantemente. Considerate che il Veneto è la regione in Italia che ha realizzato più opere idrauliche in questi 14 anni e quindi può essere anche, come si può dire, un riferimento a livello nazionale per tutto quello che si è fatto e si farà. E che cosa resta da fare? Resta da fare sicuramente ancora opere. Voglio ricordarvi che l'ho già detto con l'ultima alluvione di 3 mesi fa che noi saremmo pronti a mettere a terra almeno 1 miliardo di euro di opere, soprattutto di rinforzi arginali. Ve l'ho detto in tempi non sospetti 3 mesi fa e penso che questo Paese dovrebbe scegliere il modello Veneto, un piano Marshall a tutela del dissesto idrogeologico. È inutile andare avanti a pagare danni, è meglio pagare opere. Che vuol dire che non ho detto che non bisogna pagare danni, ho detto che è un investimento farlo. Allora, questo era il presidente Luca Zaia, sempre dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Avete sentito cosa è successo a Isola Vicentina, davvero impressionanti le immagini di Simone Squarcina e il reportage di Daniele Garbina. Adesso tra poco torneremo da Chiara Gaiani, ma andremo anche da Vanessa Banzatto a Cittadella, perché anche Cittadella non si è potuta sottrarre ai danni del maltempo. Dovremmo avere con Vanessa Banzatto più tardi il sindaco di Cittadella Luca Pierobon. Intanto vediamo ieri che cosa è successo a Montagnana, molto colpita la bassa padovana. Montagnana è stato uno dei comuni più danneggiati. È diventato un lago il vallo che circonda le mura di Montagnana, un'immagine simbolo del disastro che si è abbattuto in questa zona della bassa padovana. Nessun danno al centro storico, la situazione è drammatica nel resto del comune, a partire dalla strada regionale. Addirittura c'è un pezzo di strada della circonvallazione che è ceduto. Sì, un pezzo di strada della circonvallazione che è una strada regionale, proprio dovuto anche ai tanti camion che passano, ma questa tanta pioggia, ha fatto sì che ha ceduto circa un 15-20 metri del ciglio proprio stradale della circonvallazione. Questo è il cuore di Montagnana, ma lei è una situazione disastrosa in tutto il comune. Ci fa un po' il quadro della situazione? La situazione
situazione per quanto riguarda questo qua, il vallo è stato, ma il centro è stato risparmiato. Grossi problemi li abbiamo qua nel quartiere Facchini, che è un grosso quartiere residenziale, tra parentesi dove che abito io, anche c'è mia madre di 95 anni che ha il garage pieno d'acqua. I garage sono completamente pieni d'acqua. Il problema è anche che le fogne non riescono a tenere, quindi c'è anche un ritorno delle acque nere e quindi questo dà, specialmente nei cantinati e soprattutto anche in cucina o nei bagni, il ritorno delle acque nere è veramente pericoloso. Dopo abbiamo situazioni critiche nelle frazioni. Scuole chiuse in tutto il comune, al lavoro senza soste i dipendenti del comune, i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, i cittadini. Notte insonne anche per il sindaco. Stiamo predisponendo tutta dal punto di vista di carte in modo da avere proprio la calamità naturale. E andiamo avanti con questa edizione straordinaria di Focus TG sul maltempo, iniziata questa mattina alle 10:30 e ci colleghiamo con Chiara Gaiani che è a Campo San Piero insieme al nostro operatore Cristian Roque Allende con la sindaca Katia Maccarone. A te Chiara. Sì, buongiorno direttore, di nuovo siamo sempre sull'argine del Muson dei Sassi, poi ti faremo vedere a che punto sono arrivati gli operai che stanno continuando a scaricare massi, tra l'altro devo dire un lavoro pericolosissimo e davvero fatto con precisione, con solerzia, anche mettendo a rischio la vita, perché muoversi con questi mezzi su un argine così frollo con un'altezza dell'acqua che è scesa ovviamente, ma insomma è arrivata quasi a sfiorare l'argine, è pericoloso. Sindaco, questa notte lei era qui lungo l'argine, non esattamente in questa posizione, più o meno alle 3 ha capito che era successo quello che nei peggiori incubi degli amministratori dell'asta del Muson può succedere, ovvero si era rotto un argine. Purtroppo sì, infatti stavamo presidiando, come facciamo ogni volta in queste occasioni, i punti più critici che sono un po' l'intersezione tra Muson Vecchio e Muson dei Sassi, ma poi l'acqua aveva iniziato a invadere un quartiere che si trova un pochino più a sud e mentre eravamo lì che speravamo che l'acqua cominciasse a dare qualche segno di scendere, abbiamo visto proprio che improvvisamente ha iniziato a scendere e lì il dubbio è nato subito, deve essere successo qualcosa perché era troppo repentino il cambio e quindi poi il tam tam è arrivato, la rottura dell'argine è avvenuta poco distante dalla provinciale 44 che porta alla frazione nostra di Rustega e verso appunto l'argine la sinistra idraulica, esattamente. Naturalmente è un evento che non ci aspettavamo, ma il carico d'acqua è stato talmente forte, talmente pressante che evidentemente ha causato questo danno. Purtroppo si è riversata veramente tantissima acqua nell'area a est del Muson che ha raggiunto parecchie anche abitazioni. Questa mattina siamo intervenuti e anche dall'alba diciamo per mettere in sicurezza e liberare almeno una ventina di queste famiglie in maniera che possano essere in sicurezza fin tanto che non si riuscirà a far defluire le acque, che adesso è l'obiettivo successivo dopo la ricostruzione dell'argine che è in atto in questo momento, come lei diceva. Ecco, vi farei vedere i massi che stanno cercando appunto di spostare per anche garantire la sicurezza dell'argine, perché ovviamente qual è anche il pericolo? Il pericolo è che questi mezzi che hanno un peso notevole possano franare con drammi che potrebbero davvero consumarsi sotto i nostri occhi. Per fortuna non avete avuto feriti, lei non ha firmato delle ordinanze di evacuazione di famiglie o di aziende, ma ci sono state persone che hanno avuto tanta paura, vi hanno chiamato. Sì, ci sono state situazioni di paura, qualcuno un po' di panico, è intervenuto il 118 in alcuni casi, ma fortunatamente tutti stanno bene, qualche anziano che abbiamo dovuto un po' rincuorare e soccorrere.
Io nell'esprimere la vicinanza a questi miei cittadini che hanno diritto di vivere in sicurezza, e non è la prima volta invece che vivono situazioni del genere, perché da questo lato del paese arriva anche l'acqua che in passato ad esempio è arrivata da Loreggia, dal vicino comune, quindi loro chiedono sicurezza. Io vorrei lanciare due appelli che sono quelli di cui abbiamo bisogno per essere in sicurezza a Campo San Piero. Uno è questo: completare la diaframmatura degli argini del Muson dei Sassi. So che verrà realizzato per €1 milione il diaframma lato destro prossimamente, e quindi sarà completato questo lato, ma manca tutto il lato sinistro, e come abbiamo visto è molto fragile. Ma l'altra cosa di cui abbiamo bisogno è un'opera della Regione che in questo momento non è ancora completata, ed è una grande vasca di laminazione da realizzare a nord di Castelfranco, che è la sola che ci potrà mettere davvero in sicurezza. Purtroppo è solo avviata, ma non ancora operativa e completata. Allora, tra l'altro insomma in emergenza sono state chiuse le scuole. Questa mattina a Campo San Piero c'è anche un istituto superiore che ha più di 2000 studenti, è il più grande, se non uno tra i più grandi della provincia di Padova, uno dei più grandi del Veneto. Pensatevi i disagi per le famiglie, una di queste è anche la mia. Sindaco, però non c'era, diciamolo alle famiglie, perché questo insomma è giusto che lo sappiano, non aveva altre possibilità. Tra l'altro insomma chiedo a Christian, finché il sindaco mi risponde, di tornare sulle immagini, perché sono davvero impressionanti. Io qui sinceramente penso che siano degli eroi che stanno lavorando, perché guardate come è messo col mezzo pesante. Veramente. No, infatti li ringraziamo, diamo atto della loro grande professionalità. Sì, è dispiaciuto creare qualche disagio ai genitori, però sinceramente, anche consultandomi con i dirigenti scolastici, abbiamo ritenuto che la situazione fosse troppo incerta e troppo pericolosa, anche perché questa mattina continuava a salire il livello di altri corsi d'acqua, non soltanto il Muson dei Sassi, ma anche altri che solitamente non sono così pericolosi, per cui non c'era alternativa, ecco. Allora io davvero ringrazierei il sindaco e lo lascerei andare, perché tra una mezz'ora vi vedete con tutti i sindaci anche della federazione, perché non solo Campo San Piero ma tutta l'area ha avuto problemi, vero sindaco? Sì, tutto il territorio. Infatti adesso ci coordineremo anche con la prefettura, con il comando della Federazione dei Comuni, della Polizia Locale, e faremo un po' il punto della situazione. Ecco direttore, non so se hai altre domande, se no io lascerei andare il sindaco. No, ti ringrazio molto Vanessa, grazie a te, al sindaco e alla sindaca di Campo San Piero. Adesso andiamo invece a Cittadella, dove non c'è ancora Vanessa Banzatto, e andremo tra poco anche da Lucio Zanato, che vedo ma che non possiamo ancora collegare. Vanessa Banzatto non ce l'abbiamo ancora. Allora vediamo la situazione sui crolli nei colli euganei. Sono state frane, ci sono stati smottamenti. È in fase di miglioramento la situazione dei colli ugani dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla regione. La gran parte delle piccole frane che si sono registrate tra Acquapetrarca, Galzignano, Rovolone e Teolo sono state messe in sicurezza grazie ai vigili del fuoco e alla protezione civile dei vari comuni. Restano aperti alcuni fronti, come a Galzignano, dove questa mattina all'alba una parte di via Roccolo, arteria di collegamento con Casa Marina, Ostello dei Colli Ugani, è franata. La strada in entrambe le direzioni è stata completamente chiusa al traffico veicolare, pedonale e ciclistico. Il territorio dei colli è stato messo a dura prova dall'ingente quantitativo di acqua che ancora deve essere smaltito. Nella notte ad Acquapetrarca risolta invece una frana che aveva invaso la strada in via Scalette, impedendo l'accesso ad alcune abitazioni. Ancora al lavoro invece a Teolo per sistemare il ponticello di via Calti Pendice distrutto dalle piogge. Allora adesso avremo Vanessa Banzatto da Cittadella, vediamo subito anche la situazione a Venezia, a Mestre. Questa è la nuova Venezia, guardate nella provincia di Venezia, scuole chiuse, allagamenti, Piave osservato speciale. E si invoca da tempo che possa essere realizzato al più presto il bacino di eliminazione alle Grave di Ciano, perché altrimenti se dovesse ingrossarsi, come è già capitato
recentemente ci sarebbero grossi problemi, soprattutto nella zona del litorale, soprattutto nelle zone golenali. Allora datemi l'ok per Vanessa Banzato da Cittadella. Te Vanessa sei in diretta. Sì, buongiorno a te direttore e alle persone che ci stanno seguendo. In realtà non siamo ancora a Cittadella, siamo al momento a San Zenone degli Ezzelini, perché appunto abbiamo trovato, facendo i nostri giri di perlustrazione per cercare di capire com'è la situazione nel territorio, appunto l'area di Carainati che ha avuto tanti danni. Come ci può dire anche una delle, chiamiamole vittime del maltempo, passami questo termine Luigi, Roberto Bordignon, che è titolare di un supermercato, ieri sera in pochissimo tempo il macello. Guardi, mi ha chiamato mio figlio, mi ha detto papà corri subito perché si è alzata l'acqua. Io dicevo impossibile, ci sono bacini, c'è tutto. Mi è ritornato il ricordo di anni scorsi, perché noi siamo già stati sotto inondazione. Appena sono arrivato qua al disastro, c'era questo fiume qui che aveva già tracimato tutto quanto, c'era la strada che era un lago, si può dire un lago, un fiume in piena, e dopo con la forza dell'acqua ci si è rotto dell'area delle finestre di aerazione per il magazzino, da lì è entrata l'acqua, ha fatto il disastro. Certo è che vedere oggi questo corso d'acqua sembra impossibile, che solo poche ore fa fosse pieno e tracimato. Non è in poche ore fa, era una disperazione, era sempre proprio impossibile, come avete detto, come ha detto lei, era impossibile, però è successo, e ancora perché noi siamo stati sotto anche circa 20 anni fa. Adesso possiamo vedere anche tutto il tipo di legname che adesso abbiamo raccolto, ma ce n'era molto di più oggi, e qui era tutto un fiume e andava, dopo ha colpito anche altre persone, altri paesi della località, un disastro. Adesso soprattutto il magazzino interrato è finito totalmente dentro acqua e fango, è stato un fiume di fango, ed è proprio il fango quello che ha creato danni maggiori. Ma certamente, basta girarci qui un attimo e guardiamo solo su questa piccola strada qui, che dobbiamo ancora pulire, quanto fango si è creato. E dopo quella è la grata. La grata, si può dire, dove c'erano le finestre, la forza dell'acqua ha fatto rompere, si può dire, la finestra, da là è entrata una montagna d'acqua spaventosa, e dopo arrivando di corsa abbiamo tolto anche delle porte per fare di barriere, abbiamo messo giù le porte, in qualche maniera ci siamo riusciti a salvare, però quello che era entrato avete visto anche voi, metri d'acqua, insomma. Certo è che voi alle 2 stavate ancora cercando di sciacquare le cose dal fango con acqua. Certamente, perché altrimenti se non pulivi subito poi rimane il fango si indurisce e non ci riesci più a toglierlo, e allora dovevamo acqua a pulire tutti insieme. Abbiamo avuto la fortuna, ci sono venuti anche delle persone ad aiutarci, con tutto l'insieme delle persone siamo riusciti a pulire abbastanza la maggior parte delle cose, insomma. C'è rabbia? C'è rabbia e c'è molta frustrazione per non capire il perché è successo di nuovo queste cose qua, con i bacini che sono stati fatti, con la sicurezza che ci avevano dato, però c'è una grande rabbia e frustrazione per non capire il perché è successo. Possiamo capire le bombe d'acqua, possiamo capire qualcosa, però non eravamo avvisati. Tutto all'improvviso. Tutto all'improvviso, non ci eravamo avvisati, nessuno ci aveva detto attenzione, allerta, che può esserci inondazioni, qualcosa, perché è arrivata l'acqua da Grappa, da Crespano, da zona di Romano d'Eselino, è arrivata giù tutta quanta all'improvviso. Quindi tutto quello che era interrato, piano interrato, gli scivoli sono stati appunto proprio il traino per l'acqua, ma non solo, come diceva anche lei, proprio le finestre che danno al piano interrato sono state davvero lo sfogo dell'acqua, e l'acqua e fango hanno creato disagi, tanti. Tanti disagi, perché adesso c'è solo da prendere, pulire, e la cosa che è stata toccata dall'acqua è buttare via tutto, controllare anche gli impianti elettrici, sala motori, perché parecchi motori ci sono andati sott'acqua, e dobbiamo andare avanti sempre. Ecco, diceva anche il motore del portascale, del montascale. Sì, il motore sotto il montascale è stato totalmente inondato, come è successo anche alla proprietaria della gelateria qui da fianco, che aveva i motori interrati, sono stati tutti sommersi dall'acqua. Adesso bisogna vedere come sono presi, ma penso il 99% da buttare via tutto, insomma.
Ecco Luigi, hai sentito una situazione che abbiamo appunto registrato davvero drammatica, una situazione pesante e soprattutto ecco, oltre all'acqua, come diceva anche Bordignon, il fango che è entrato nelle case, è entrato nei garage, è entrato nei magazzini e se non si fosse provveduto a pulire in tempo il disagio e i danni sarebbero stati ancora maggiori. Direttore, noi adesso ci spostiamo perché andiamo a raggiungere anche l'area del Cittadellese e quindi ci risentiamo tra poco. Benissimo, grazie molte a Vanessa, non so, al tuo operatore se è Costa Curta, Andrea Benetti, grazie anche ai nostri tecnici che sono in trincea da molto tempo e che seguono tutte queste edizioni straordinarie con grande professionalità e grande impegno. Vediamo a est l'ondata di fango nelle case, questa è l'arena di Verona, parliamo del Veronese, l'est del Veronese, lavori senza sosta per chiudere la falla nell'argine del Chiampo, ci sono anche delle immagini dell'arena e le vediamo, questi sono i lavori per la chiusura di questa falla con anche l'intervento di elicotteri che trasportano materiale, vedete mezzi pesanti proprio nella zona in cui il Chiampo ha rotto l'argine, lo diceva prima il presidente Zaia, insomma rotture di argini che hanno purtroppo provocato molti allagamenti e che sono state provocate dalle acque in piena di corsi d'acqua normalmente molto tranquilli. Con queste intense precipitazioni invece si sono gonfiati ed è accaduto l'irreparabile, ma ricordiamo che sono 300 e da 300 anni, cioè ogni 300 anni ci sono piogge di questa intensità, un'intensità eccezionale. In 24 ore è caduta l'acqua che solitamente cade in un mese, quindi questo per dare la dimensione di quelli che sono stati i problemi. Poi andremo tra poco dagli altri inviati, ricordo in regia oggi Francesco Ceronna con Alberto Pivetta, il coordinamento delle nostre troupe da parte di Nicola Zanetti e Daniela Sizzia, e quindi tutta la nostra redazione, le nostre 9 redazioni mobilitate per darvi tutti i particolari di quella che alcuni giornali hanno chiamato l'apocalisse, che è un termine un po' forte forse, ma certo rende l'idea dei danni che anche questi nubifragi hanno provocato. Vediamo San Biagio di Callalta e poi dovremmo avere, credo, Lucio Zanato. San Biagio di Callalta. Cosa? Poco portatore da ieri pomeriggio. È suo il cane? È mio. Sì. È spaventato? No, non è spaventato, è un po' scocciato più che altro, sì, anche lui. No, è da ieri che era ieri pomeriggio che è fermo, per cui adesso ho preso gli stivali e l'ho portato fuori. Da che ora siete bloccati? Io sono stato a casa ieri sera, ero uno dei primi che ha visto com'era la situazione qua e infatti ho lasciato la macchina in piazza. Fatto bene perché il garage è allagato e niente, ho la fortuna di abitare al primo piano. I suoi genitori sono bloccati in casa? Bloccati in casa, mio nipote abita sotto il piano terra e a 20 cm di acqua e quindi niente, adesso aspettiamo che scenda, che da stamattina adesso non è sceso quasi niente, quindi stiamo a vedere, altro non possiamo fare adesso. Mai successo? Mai successo. Io una vita che sono qua, ma i miei che ancora di più, mai successo, quindi non so che dire. Come state lavorando, come state operando? In sicurezza, come al solito. Quante pompe? Adesso le abbiamo staccate, ce ne sono 2 piccoline, adesso ci stiamo spostando in un altro sito dove c'è più necessità. Tutto lì. Quanto tempo ci vorrà? Questo non lo so dire. Sembra difficile valutare queste situazioni qua. Sono delle difficoltà che state trovando? No, le difficoltà sono sempre quelle che l'acqua arriva e vi devo portarla via. Come si chiama? Gaudenzio.
ci sono famiglie bloccate. Sì, questa è la nostra preoccupazione più grande, che in primis stiano tutti bene, chiaramente i danni ci sono, adesso aspettiamo, attendiamo. Siamo stati fortunati perché comunque il territorio è vasto, almeno qui è rimasto qui, speriamo, insomma, andiamo avanti, forza. È successa una bomba d'acqua, è chiaro che il fiume Meolo questa notte ha esondato attorno a mezzanotte e mezza e nel giro di neanche mezz'ora ci siamo trovati sommersi. Tutta Via Grande nella frazione di Roverè e in particolare via San Nicolò ha avuto un'ingente quantità di acqua dentro le abitazioni e anche nei garage e nei sottoscala. Abbiamo chiesto da subito l'intervento anche da parte del consorzio, però stante la situazione di emergenza diffusa purtroppo è intervenuto tardivamente quando insomma la situazione era già in estrema emergenza. Dopodiché sono state aperte anche le chiaviche, però è chiaro che il deflusso delle acque è stato molto lento perché tutti i canali erano pieni. Quindi da parte nostra anche chiediamo che vengano fatte le adeguate manutenzioni nei fossati, perché questo sicuramente aiuta il deflusso delle acque e anche ad evitare assolutamente il tombinamento dei fossi, perché sappiamo bene che queste opere idrauliche servono affinché in questi casi di estrema emergenza ci sia la possibilità dell'acqua di avere i propri corsi dove far correre l'acqua. Si è sentito le parole della sindaca di San Biagio di Callalta, Valentina Pillon. Sentiamo un'altra sindaca in zona, Ponte di Piave, Paola Roma, che commenta l'ingrossamento delle acque del Piave che comunque è sotto controllo. Il 16 maggio è stato aperto il COC alle 15 del pomeriggio a Ponte di Piave per la rete idraulica secondaria. Poi nella tarda serata alle 22 del 16 maggio, a causa appunto delle avverse condizioni meteo, a seguito del bollettino emesso dal centro funzionale decentrato della Regione Veneto, il fiume Piave ha subito degli incrementi idrometrici. Ecco perché abbiamo mandato un messaggino alla popolazione per informargli di questo transito proprio che sta avvenendo adesso alle ore 11:30 del giorno 17 nel fiume Piave, del colmo di piena del fiume Piave, che chiaramente non ha portato né ordinanza né necessità di evacuazione della cittadinanza. Questa era Paola Roma, la sindaca di Ponte di Piave, ma adesso andiamo in diretta ad Asolo, un'altra località, splendida località turistica, particolarmente colpita. Dovremmo avere Lucio Zanato. A te, Lucio. Vado. Allora, mi dicono di andare, direttore, purtroppo io non riesco a sentirti, però voglio farti vedere questa situazione qua. Mi trovo ai piedi di Asolo, zona Casonetto, e qui alle mie spalle c'è il Musone di Sassi, però ho sentito prima il collegamento, non so se è stato definito, diciamo così, dalla conferenza stampa del Presidente Zaia, ma io ho parlato con il Presidente del Consorzio Piave che gestisce la Venale e in genere, diciamo così, la viabilità, la rete di canali minori, insomma, di tutta la nostra area, e lui ha detto c'è stato un combinato risposto, tanta pioggia ma soprattutto che veniva da sud, per cui di fatto proprio perché veniva dal Padovano e poi è salita verso le colline asolane e comunque la zona del Trevigiano, la parte bassa non raccoglieva più, tanto è vero che il bacino di Riese Pio X, che tiene 400.000 metri cubi d'acqua, era pieno fino all'orlo e non si riusciva più a in gergo. Questo ha creato dei grossi problemi per quanto riguarda la Venale. Stessa cosa è capitata per il Musone dei Sassi, che a un certo punto non ha più scaricato. E allora adesso mi muoverò al solito dietro la telecamera e andremo a sentire un attimo quelli che sono i protagonisti, purtroppo loro malgrado, di questa emergenza, diciamo così, questa emergenza ambientale, ma soprattutto anche sociale. Allora intanto ti descrivo, direttore, questo è il Musone dei Sassi e si vede, diciamo così, la quantità di detriti che si sono posati, perché non sono stati puliti. Questo qui è tutto materiale che si è posato, perché devi vedere qui abbiamo il Musone dei Sassi adesso, cioè circa 80 centimetri d'acqua, più o meno un metro, però l'acqua è arrivata a 3,80 metri, ci diceva oggi il sindaco, e quindi di conseguenza guardate anche qui intorno a questa recinzione l'altezza, diciamo così, dei detriti dà la dimostrazione di quanto l'acqua si sia innalzata qui all'interno. Come vedete questo borgo è stato completamente allagato e qui abbiamo le persone che in questo momento stanno spalando fango. Mi sono messo gli stivali perché non si riesce a in altra maniera.
fango c'è e soprattutto guardate quanta gente, tenendo presente che l'acqua è arrivata praticamente all'altezza di questi balconi, quindi un metro sopra il pavimento, per intenderci. La cosa che fa sempre, colpisce il primo momento è la solidarietà e l'attività dei nostri cittadini, perché qui non si perdono d'animo e hanno cominciato a pulire. Buongiorno signora, lei è la proprietaria, il suo nome e il suo cognome? Signora Rosetta, ci racconta cosa è successo, cosa ha vissuto, perché lei era qui in diretta ieri sera. Ha vissuto, cosa vuole, la piena del Muson, grazie alla manutenzione comunque che non viene fatta. Non so se lei ha già filmato i detriti. Ecco, esatto. Però dicono anche perché la pioggia veniva da sud e di conseguenza giù in valle non riuscivano a scolmare più l'acqua. Per carità, tutto quanto, però se ci fosse una manutenzione, un allargamento, visto sti eventi sempre più frequenti, molto, molto abbondanti in poco tempo, secondo me non dovremmo arrivare a questo. Lei però ha fatto già delle altre esperienze qui vicino al Muson, però mai come sei a questo livello? Mai, sempre a livello che mi rimaneva sotto lo zoccoletto della cucina, e invece questa volta, come vede, adesso si è frizzato l'immagine perché ovviamente pensate che Lucio Zanato è da solo, immaginate le troupe della RAI, ci sono almeno 10 persone, no? 10 persone per un collegamento. Lucio Zanato è da solo con telecamera che entra nelle case delle persone allagate, quindi ogni tanto salta il segnale, vedremo di ripristinare il collegamento tra pochissimo. Dicevo, Lucio Zanato è un operatore che lavora dall'inizio dell'avventura di Media Nord-Est, iniziata ormai una ventina di anni fa con le prime trasmissioni di Rete Veneta. Lucio Zanato, operatore, regista, tecnico di altissimo livello, con cui ci collegheremo tra pochissimo di nuovo. Era ad Asolo, dove avete visto case allagate, e va anche detto che questi allagamenti sono tremendi, perché chi è l'allagato per antonomasia? È il veneziano, no? Quando c'è l'acqua alta, chi sta al pian terreno, negozi, case vengono invase dall'acqua. L'ultima acqua alta eccezionale era arrivata addirittura, arrivava all'ombelico di chi stava ai pianterreni, quindi con gravi danni. Però l'acqua lì è relativamente pulita e dopo un paio d'ore si ritira, no? Si ritira da sola, cioè il deflusso delle acque. Qui invece è fango, sono detriti, e quindi la situazione è ben diversa. Ancora sentiamo Lucio in diretta, sentiamo. Ma lei non ha perso solo i mobili, cioè ha perso anche l'auto? L'auto, ieri sera un signore mi ha staccato la batteria perché c'era tutto un contatto. Adesso andiamo. Ecco, bisognerebbe stare all'esterno, forse. Prego. L'altezza del proprio macchina parcheggiata. Purtroppo un signore addirittura là è sceso dal finestrino della sua auto perché non aveva visto la profondità dell'acqua arrivando a casa, che abita in collina. Arrivando, lui passa di qua, non aveva visto appunto non aveva calcolato il pericolo, ecco, e lì a livello dell'entrata dei miei vicini qua è sceso dal finestrino e la macchina ha continuato con l'acqua fino in fondo il giardino degli altri. Ecco, questa è la situazione, direttore, qui ad Asolo, in piana ad Asolo, ma non è solo la zona del Casonetto, perché va ricordato che c'è anche la zona di Villa d'Asolo, la zona dietro la Replay, quindi a Casella d'Asolo. Insomma, sono diversi i punti dove questo nubifragio ha letteralmente devastato case e adesso sta mettendo a dura prova queste famiglie. Se non hai domande io ti restituisco la linea. Lucio, se mi senti, volevo chiederti, tu ormai sei un veterano, diciamo, chi ha forse seguito il maggior numero di alluvioni, di allagamenti, di calamità, sei tu, insomma, tra i giornalisti del Veneto sei quello che ha da più tempo seguito.
non so se mi senti, con che stato d'animo stai vivendo questa ennesima emergenza, perché insomma chi ne ha vissute tante poi alla fine in qualche modo fa assuefazione, non so se mi sente, vabbè, ci sentiremo, ne parleremo poi anche stasera a Focus in diretta anche con gli altri nostri inviati. Chiedo a Francesco Ceron che è in regia insieme ad Alberto Pivetta se ci sono altri zaini. Dovremmo avere Christian Arboit e quindi appena è pronto lo colleghiamo. Intanto possiamo vedere, Francesco, in attesa che si colleghi Christian Arboit, vediamo il maltempo, il servizio sul Padova, su quello che è successo a Padova ieri sera. Mi pare che non l'abbiamo ancora dato, ma vedo che c'è pronto Christian. A te la linea, Christian. La sede del COC di Castelfranco Veneto, dove fra qualche istante inizierà la conferenza stampa del presidente della... Sì, direttore, perdonami. Siamo all'interno del COC di Castelfranco, dove fra poco inizierà la conferenza stampa del presidente della provincia Stefano Marcon nella doppia veste di sindaco di Castelfranco. Castelfranco, una delle zone più colpite. È stata una notte da tregenda, con lui c'è anche la dirigente della protezione civile del comune di Castelfranco, Luca Pozzobon. Lo vedete, ci sono anche i vertici della provincia, il segretario generale Carlo Rappicavoli. Le chiedo solo una battuta veloce, se possibile. È una situazione molto delicata per le casse dei comuni, anche questa che si sta delineando. Beh, sicuramente ancora è troppo presto per poter stimare i danni, però abbiamo delle criticità diffuse. Da un punto di vista normativo adesso è stata attivata la procedura, come funziona? Adesso certamente col coordinamento regionale si farà la prima ricognizione dei danni immediati, come si fa di solito, e poi la stima dei danni effettivi si farà nelle prossime settimane. Grazie Rappicavoli. Presidente della provincia Marcon, lei è pronto a partire con la conferenza stampa, quindi sì, che dice? Vediamo un attimo, sta arrivando Sua Eccellenza il Prefetto, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco. Quindi arriva anche il Prefetto Sidoti. Sì, 5-10 minuti al massimo sono qui, hanno fatto una ricognizione ad Asolo e sono in arrivo. Ecco, le chiedo che notte è stata questa per Castelfranco, lei è sindaco ovviamente di Castelfranco. È stata una notte difficilissima, una notte che non avevamo mai provato, perché un allagamento di questo tenore non era nemmeno ipotizzabile, ma spiegheremo poi anche il perché di questo. Ed è stata una notte dove i volontari di protezione civile, anche singoli cittadini, si sono presentati qui a far sacchi di sabbia, perché abbiamo esaurito le scorte ed erano ben 2000 i sacchi a disposizione. C'è stato un buon coordinamento, ci siamo organizzati dandoci delle priorità, perché c'erano delle persone intrappolate in auto, abbiamo avuto un furgone che era andato fuori strada, avevamo la casa di riposo ad alto rischio, era cominciato un allagamento dell'interrato della casa di riposo e siamo intervenuti prontamente lì. Abbiamo provato ad intervenire lungo via Avenale, andando ad accumulare della sabbia in modo tale da contenere l'esondazione, cosa che poi si è rivelata non così funzionale, nel senso che la portata dell'Avenale ancora ad adesso non è rientrato nell'alveo, perché c'è ancora una piccola tracimazione, e quindi è stata una notte difficile. Però approfitto anche per ringraziare il coordinamento che c'è stato, importante, i volontari che si sono messi a disposizione, che hanno dato delle risposte, ripeto, dandoci delle priorità. Gli allagamenti non sono stati dovuti solo alla tracimazione dell'Avenale prima e del Muson dopo, ma soprattutto dalla intensità della pioggia, che ha visto sostanzialmente tutta la città, frazioni comprese, andare sott'acqua. Intensità che non era prevista, è un evento inatteso
possiamo parlare di un evento completamente inatteso, perlomeno in questa portata. Noi abbiamo aperto il COC ieri pomeriggio in virtù dell'emanazione dell'emergenza che vedeva rosso nell'idraulica primaria e secondaria a Castelfranco Veneto. Non erano attese oltre 100 mm di pioggia in 4 ore. 100 mm credo che sia una misura che ce la dice tutta, insomma, sulla criticità che abbiamo avuto qui a Castelfranco Veneto, dove sostanzialmente c'è stato il centro, chiamiamolo così, Castelfranco e la Castellana, Asolo, Riese ed Asolo, di questa copiosa precipitazione. Ecco, chiedo anche a Pozzobon, dirigente della Protezione Civile, quando è che avete capito che la situazione stava diventando davvero critica? Pozzobon? Allora, l'evento meteorologico molto intenso è iniziato verso le 19 di ieri sera e già alle 21:45 siamo già registrati 100 mm di pioggia nella zona proprio centrale del territorio di Castelfranco, in tutta la zona nord, e quindi con uno scarico sul torrente Avenale che passa proprio in centro, attraverso il centro storico della città, e che è andato in crisi fin da subito, fin dalle ore 21:45, e ancora adesso è al limite proprio della portata. E fra poco, appunto, finita la conferenza stampa, direttore, andremo appunto a fare anche noi un sopralluogo. Ci può spiegare questa mappa che stiamo vedendo, Pozzobon? Questa è la mappa che elabora l'ARPAV delle Isoiete, cioè della quantità di precipitazione nelle varie zone. Quindi questo 100 significa, questo è il territorio di Castelfranco Veneto, i 100 mm sono proprio concentrati nella zona centro-nord di Castelfranco e poi tutta la zona verso nord, verso Asolo, Castelcucco. E questa invece è l'andamento del Muson di ieri sera, che ha avuto un'impennata improvvisa verso le ore 20, arrivando da 40 centimetri di altezza a 3,77 m nel giro di 2-3 ore, ed è proseguito praticamente tutta la notte, superando la terza soglia di sicurezza, quella dei 2,90 m. Quindi si vede proprio l'impennata, ecco. Sì. Possiamo parlare di un evento assolutamente straordinario, Pozzobon? Beh sì, sicuramente al di sopra della media delle precipitazioni, comunque straordinario. Erano sicuramente decenni che il Muson non arrivava a 3,77 m di altezza. Decenni addirittura? Sicuramente. Io credo sia il record storico del Muson, i 3. Un attimo solo, ecco, Presidente, diceva? Non abbiamo una serie storica, ma credo che il 3,77 sia il record storico del Muson. Io ho 20 anni che sono in amministrazione, di alluvione ne abbiamo gestite diverse, ma come questa mai? Allora, direttore, siamo in attesa, mi conferma Marcon, del prefetto di Treviso, Angelo Sidotti. Si farà una panoramica puntuale sulle situazioni di maggiore criticità in provincia di Treviso, Castellana e Asolano. Ecco, è arrivato anche il prefetto di Treviso, Angelo Sidotti. Sua Eccellenza Prefetto, siamo in diretta su Antenna 3 e Rete Veneta sul gruppo Media Nord-Est. Cosa si sente di dire ai trevigiani non solo colpiti dal maltempo? Sono state delle ore molto difficili, una notte altrettanto difficile, con diversi punti di criticità, in particolare provati nei comuni di Castelfranco, di Asolo, di Riese, San Zenone, tutta un'intera fascia, che purtroppo in una sola ora di pioggia intensa e sovrabbondante è andata sotto. Abbiamo avuto diversi allagamenti. Bisogna tenere duro, gli interventi ci sono stati fin nell'immediatezza dei fatti e stanno continuando ancora adesso per restituire la normalità a tutti quanti. Ecco, grazie mille Prefetto. Inizia quindi la conferenza stampa. Conferenza stampa congiunta della provincia, Comune di Castelfranco, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Prefettura. Sì, intanto innanzitutto ringrazio i presenti, ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto, il Comandante Costa e tutti coloro che
da ieri sera a questo momento hanno affiancato l'amministrazione comunale di Castelfranco Veneto nella gestione di questa emergenza. È un'emergenza, come abbiamo detto, che ha cominciato a concretizzarsi verso le ore 19 di ieri sera, quando ha cominciato a piovere copiosamente. Avevamo già il COC aperto, in quanto era stato emanato un bollettino che dava allerta rossa nella nostra zona, e quindi eravamo pronti. Certo è che dalle 19 alle 00:45, quindi a quando ha smesso di piovere, sono precipitati a Castelfranco e nella Castellana oltre 100 mm di pioggia. È una misura straordinaria, una cosa mai vista e che ci ha messo in difficoltà. Ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto, perché fino a tarda notte ci siamo coordinati anche per decidere la chiusura delle scuole, in quanto non è semplice assumere a quelle ore lì una decisione di questa portata, perché qualche disagio lo può portare, anche se sostanzialmente mi sento di dire che il coordinamento anche con il provveditore, con la dottoressa Sardella, non ha creato disagi agli studenti che oggi sono rimasti a casa. Così come con i vigili del fuoco c'è stato un coordinamento che ci ha consentito di gestire, ripeto, un'emergenza straordinaria. La pioggia, assieme alle esondazioni dell'Avenale prima e del Muson dopo, hanno interessato tutta Castelfranco Veneto, non solo la parte lungo l'asta dell'Avenale sostanzialmente, che è quella che ha creato più disagi, in quanto l'acqua è arrivata sino in piazza Giorgione, via Avenale era con 50 centimetri d'acqua, il comando della polizia locale è andato sott'acqua con diversi danni anche alle strutture elettroniche, e quindi gestire non solo l'esondazione ma anche tutto il resto non è stato semplice. Ci siamo dati delle priorità che hanno visto dover fare un intervento per portare fuori una ragazza che era rimasta con la macchina ferma sott'acqua, gestire, dov'era quella ragazza? Sulla strada regionale 53, via della Baitallau. Via Pagnana, allora, via Pagnana. Abbiamo avuto degli allagamenti ai sottopassaggi, quello dell'Iper e quello di via Forche, e siamo intervenuti. Abbiamo dovuto gestire anche attivato una segnalazione di una persona scomparsa, ma dopo magari entrerà nel merito il prefetto, e fare la distribuzione di sacchi di sabbia. Qui avevamo oltre 2000 sacchi a deposito e sono stati consumati in tempo brevissimo, grazie ai cittadini che si sono attivati personalmente per mettere in sicurezza le loro strutture. Quindi gestita bene. C'è stato un coordinamento anche col centro operativo regionale e sul pezzo con l'ingegner Soppelsa. Ho sentito il presidente Zaia poco fa perché mi ha chiesto un aggiornamento. Abbiamo condiviso che per fortuna abbiamo avuto le casse di espansione qui a Castelfranco Veneto, perché guai non ci fossero state, sarebbe stato un'apocalisse, perché quella di Riese ha deviato in toto il Brenton e questo ha consentito all'Avenale di essere un po' meno carico. Quella di Godego, che oggi in questo momento è a sfioro ormai, sta calmierando e ha calmierato un po' l'Avenale. C'è da dire che ancora adesso l'Avenale sta tracimando poco in Bella Venezia ed è a sfioro sul ponte di via San Pio X. Sta calando lentamente perché sta raccogliendo tutti i deflussi che arrivano dai terreni tra la cassa di Godego e Castelfranco Veneto, che sono zuppi. Quindi oggi siamo così, ci stiamo coordinando. Qui abbiamo l'UCL dei Vigili del Fuoco che sta coordinando assieme al Comune gli interventi di svuotamento di scantinati con alcuni, cioè qualcuno un po' di più, un po' meno. Abbiamo delle idrovore che per gli interventi più importanti, abbiamo delle pompe più piccole per gli scantinati. Devo ringraziare la Protezione Civile trevigiana perché abbiamo il coordinatore della zona 5 che è qui con noi da ieri sera e abbiamo avuto il supporto di altri gruppi di Protezione Civile della provincia di Treviso che ci hanno consentito, rispetto, di dare risposte più puntuali.
Approfitto per fare un punto anche un po' rispetto alla provincia, visto che siamo, insomma, ci sono stati interventi anche a livello provinciale, soprattutto per gestire viabilità a qualche frana, perché ha interessato Castelfranco Veneto, Asolo e Riese Pio X soprattutto questo evento. Però abbiamo avuto delle chiusure strade anche a Catena di Villorba, a Castelcucco, in Vallorgana. Abbiamo spento un impianto di sollevamento acque a Ponte di Piave per allagamenti diffusi della campagna, chiusa la provinciale 1 del Mostacin, che insomma è in comune di Monfumo, e la provinciale 20 e la 101. Stiamo monitorando alcune situazioni di criticità idrogeologica, alcune frane hanno portato appunto alla chiusura di queste strade. E con tutti i gruppi di protezione civile, insomma, stiamo dando risposte anche alla criticità della viabilità provinciale. E io sono a disposizione per eventuali domande, ma magari prima passerei la parola anche a Sua Eccellenza il Prefetto, che ribadisco ringrazio per la testimonianza anche in presenza oggi qui a Castelfranco Veneto. Testimonia un rapporto di collaborazione che non conosce sosta, indipendentemente dall'orario o dal giorno. Quando serve la prefettura c'è, e grazie di essere qua e di esserci stato anche stanotte, così come con il comandante Costa e i suoi uomini, perché ieri sera abbiamo avuto una squadra dei vostri qui assieme a noi che ci ha aiutato nel coordinamento. Grazie comandante. Prego Eccellenza. Bene, io dico questo, noi avevamo già fatto nel pomeriggio insieme al dottor Marcon, come in qualità di Presidente della provincia, e al Genio Civile, ai Vigili del Fuoco, avevamo fatto una prima valutazione in relazione agli avvisi che ci erano stati diramati dalla Regione Veneto, dall'ARPAV. E pertanto ovviamente era imprevedibile quanto è successo. Noi le nostre valutazioni si basavano su quelle che erano le indicazioni relative a possibili innalzamenti dei livelli idrometrici, ma certamente la bomba d'acqua, come tutti voi sapete, non è prevedibile né nel suo momento in cui si formi, né sul quale il territorio si formi. Tuttavia tutte le amministrazioni comunali, sulla base degli allerta meteo, così come tutte le forze dello Stato, in primis i Vigili del Fuoco e le forze di polizia, erano pronte. E la prontezza degli interventi è stata determinata proprio dalla capacità che hanno avuto tutti gli enti di essere pronti al momento. E tant'è vero che ci sono stati numerosi casi di soccorso a persone portate sia dall'Arma dei Carabinieri che dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia di Stato, laddove c'erano delle persone che chiamavano perché rimaste isolate all'interno di abitazioni o anche di auto, sono state soccorse e messe in sicurezza. Come dicevo anche prima, la fascia è stata piuttosto estesa perché ha interessato Asolo, Castelfranco Emilia, Castelfranco Veneto e Riese in particolare, ma poi i danni e gli eventi hanno preso San Zenone Monfumo, il Montecucco, diversi comuni dove si sono verificati sia allagamenti che frane con interessamento della viabilità. Noi abbiamo seguito in sala operativa tutto l'evolversi della situazione. In sala operativa erano presenti, presso i Vigili del Fuoco, erano presenti anche volontari della Protezione Civile in costante contatto con i sindaci, in particolare con il sindaco Marconi in quanto anche Presidente della provincia, con i dirigenti della provincia stessa in collegamento, con la Protezione Civile regionale, avendo sentito l'ingegner Soppelsa, il Genio Civile, Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato.
E questo coordinamento è andato avanti per tutta la notte sostanzialmente, e oggi si è sugli interventi per il ripristino delle condizioni di normalità. Ringrazio pertanto tutti gli enti interessati che hanno prestato la propria opera in tutte queste lunghe ore, e soprattutto ringrazio la popolazione per la compostezza e la prontezza che ha avuto nel rispondere a questi eventi. Grazie Eccellenza, prego Comandante. Bene, noi, come ha detto Sua Eccellenza il Prefetto, come ha detto il Sindaco, nonché Presidente della Provincia, da ieri sera alle 8, diciamo, quando si è verificato il clou dell'emergenza, che siamo sul pezzo. Nell'immediatezza con Sua Eccellenza è stato aperto il CCS, quindi ci siamo coordinati, è arrivata immediatamente anche la Protezione Civile con il coordinamento provinciale. Dalle 8 circa, quindi dalle 20 circa fino a oggi abbiamo già fatto 100 interventi, altri 140 sono in coda. Circa, per dirvi, diciamo, per darvi qualche numero, circa l'80% di questi interventi si sono concentrati tra Castelfranco e Asolo, diciamo, in tutta questa fascia. Come ha detto anche Sua Eccellenza, abbiamo fatto anche del recupero delle persone. Preme anche sottolineare un recupero di una persona disabile, di un'anziana disabile che abbiamo fatto a Villa d'Asolo. Un'anziana che era stata messa in sicurezza dai vicini, era stata posta come da indicazioni che sono state fornite fin dal primo momento di porle al piano primo. Poi capite bene che nel momento in cui ci sono queste situazioni è opportuno spostare diciamo, la persona, quindi siamo andati lì con un gommone e l'abbiamo portata in un hotel messo a disposizione dal sindaco. È chiaro che ancora c'è da lavorare, soprattutto oggi abbiamo iniziato con delle idrovore che stanno venendo anche dall'Emilia. 3 provengono dall'Emilia, 2 invece sono da Vicenza, dal comando quindi limitrofo. Abbiamo attualmente 20 squadre che sono distribuite su questa fascia, quindi Castelfranco e Asolo. Oltre ovviamente devono arrivare queste 3 squadre dall'Emilia. Una mi dicono che quasi è arrivata ad Asolo, quindi di queste 3 squadre emiliane ne posizioniamo 2 ad Asolo e una qui a Castelfranco. Oltre ovviamente qui a Castelfranco sull'hotel c'è la nostra idrovora, quella di Treviso. Ieri abbiamo avuto un problema con un'idrovora, problema che già abbiamo risolto questa mattina, e quindi adesso spostiamo anche quella su Asolo. Grazie Comandante. Ci hanno raggiunto anche il Maresciallo Cusinato e il Maresciallo Turturro, e tengo a ringraziare l'Arma dei Carabinieri, specialmente la figura del Capitano Malaspina, perché questa notte era qui con noi dopo essersi attivato a mettere in sicurezza la caserma, perché c'era stato un inizio di allagamento anche nella caserma dei Carabinieri, e lo ringrazio anche per un intervento, perché c'era un furgone che trasportava medicinali per animali che è andato fuori strada causa appunto non visibilità, e ci ha aiutato nel recupero. Bene. No, volevo precisare una cosa, diciamo, che secondo me merita di essere sottolineata. Il coordinamento che c'è stato tra tutte le forze. Noi abbiamo, come vi ho detto prima, che immediatamente si è portato in sala emergenza il responsabile della Protezione Civile, e la bellezza di questo sistema, perché di sistema si tratta, è che nel momento in cui arriva una chiamata a 115, seppur l'intervento non lo fanno i vigili del fuoco, ma lo fa una squadra della Protezione Civile, viene tutto tracciato, e quindi il cittadino un indomani che richiede una scheda per quantificare i danni, siamo in grado di dire chi è intervenuto, diciamo, in quell'intervento, quindi in quell'abitazione o in quella fabbrica o in quell'hotel. Allora chiudiamo il collegamento con la conferenza stampa del Presidente della provincia di Treviso, il Sindaco di Castelfranco Stefano Marcon. Torniamo in diretta a Campo San Piero da Chiara Gaiani. A te Chiara.
Direttore, eccoci, siamo all'interno dell'azienda del signor Franco Vedovato. Le immagini di Christian Roque-Allende non hanno bisogno di nessun commento. È una specie di lago quello che è entrato all'interno di questa azienda che da 40 anni produce imballaggi. Il signor Franco ci sta facendo fare quello che mi viene da dire è il giro della desolazione, della devastazione. Signor Franco, pensava una roba del genere? Non avevo mai pensato a una cosa di questo genere qua. Io pensavo 10 cm di acqua, 20, perché il capannone è abbastanza altino anche rispetto in fondo, però questa rottura di 1 metro di acqua con tutto questo fango per terra, non sapevo queste cose qua. Ecco, lei è molto preoccupato ovviamente per tutti i macchinari, per il materiale per la consegna, per... Quello là meno, il materiale della consegna, eccetera. I macchinari non posso più partire. Macchinari, guarda che lavoro, tutte macchinari elettriche, c'è anche i vigili del fuoco. Ecco, sono arrivati anche i vigili del fuoco che stanno ovviamente facendo il sopralluogo in tutte le attività. Chiediamo a loro di avere un attimo di pazienza, perché vorrei chiedere al signor Franco di farci davvero di spiegarci a cosa servivano questi macchinari, quali sono le sue preoccupazioni. No, questi macchinari sono estrusori che fondono il polietilene e facciamo sacchi per le immondizie, sacchi per tutto, per immondizie, comuni, ospedali, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, abbiamo un bel lavoretto. 8 i dipendenti, un'azienda aperta dal 78, signor Franco. Sì, sappiamo. Allora, guardi, lasciamo il signor Franco che è anche impegnato con i vigili del fuoco, lo ringraziamo perché ci ha fatto vedere il disastro. Se direttore dici, ti farai vedere che cosa è diventata questa azienda. Appunto camminiamo ovviamente facendo anche attenzione con il collega. Il lago te l'abbiamo fatto vedere, vi farei vedere l'esterno e poi raggiungerei anche l'abitazione del signor Franco. Ecco, dico anche ai vigili del fuoco che noi siamo in diretta, così capiscono che stiamo appunto facendo vedere l'entità del disastro. Io raggiungo l'uscita, direttore. Christian sta camminando un po' più lentamente. Siamo nello spazio, io ho raggiunto lo spazio esterno, Christian è ancora dentro. Vorrei farvi vedere, prima di raggiungere l'abitazione, se mi dai la linea, sempre chiedendo a Christian di seguirmi. Guardate, guardate l'immensità, guardate la quantità di acqua che c'è in questo punto. Direttore, è impressionante, sembra di essere in una valle. In realtà quello che vi fa vedere adesso Christian è l'argine da cui vi parlavamo prima. La rottura è poco più a monte rispetto al punto che stiamo inquadrando in questo momento, e questa era una zona di ovviamente arginale, ma di pianura, dove l'acqua non si è mai vista. Se mi lasci ancora qualche minuto io proverei a raggiungere l'abitazione, direttore. Fammi cenno se possiamo proseguire, certo, per farti vedere anche come la forza la potenza dell'acqua. Questa notte ci raccontava la figlia del signor Franco che la mamma è stata svegliata dal cagnolino, che ovviamente si è visto arrivare questa massa d'acqua così importante, aveva paura, ha iniziato ad abbaiare. È scesa perché per fortuna stava dormendo al piano superiore e si è trovata la casa con 1 metro d'acqua. Noi abbiamo visto prima con il collega e vi assicuro che non è entrato meno di 1 metro d'acqua. L'altra immagine che secondo me rende in maniera davvero importante che cosa è capitato è la siepe. Questa siepe era il confine, segnava il confine tra le 2 proprietà. Non è rimasto più niente. Questa secondo me è un'immagine davvero impressionante. Ti assicuro, direttore, che quando entri in abitazioni, in proprietà così ferite, quando sai che qui ci sono persone che stanno soffrendo, che hanno buttato via tutta la vita, diventa difficile anche per noi fare questo lavoro, perché davvero noi stiamo entrando all'interno delle proprietà, dei beni delle persone, in qualche modo, insomma, con la loro autorizzazione ovviamente, perché noi abbiamo chiesto, ecco la signora che cerchiamo di raggiungere. In questo momento io stavo anche scivolando perché qui c'è una sorta di melma fangosa, è tutto fango, bisogna davvero andare anche molto piano quando si cammina
Vedete, l'acqua mi arriva a almeno una decina di centimetri ed è ovviamente sceso davvero di molto il livello. Ecco, guardate cosa stanno facendo, tra l'altro stanno arrivando persone tantissime ad aiutarli, sono arrivati dei parenti, si sta cercando di buttare fuori l'acqua dalla casa, noi abbiamo l'autorizzazione a entrare, se riusciamo a passare, passo prima io, scusate, vi facciamo anche vedere come è ridotta qui l'abitazione, guardate, tutto è stato invaso. Anche qui le tazze del servizio buono, quello che ha in casa anche mia mamma. C'è proprio tutta una vita all'interno di questi sacchi, tutto probabilmente anche da buttare via. Adesso chiedo al collega di girarsi pure, perché altrimenti io ho paura che cadiamo. Vediamo se riusciamo a raggiungere la signora che ci stava raccontando prima. Eccoli qua. Vedete? Stanno portando al riparo, alla bene meglio, hanno in azione delle pompe per cercare di buttare fuori l'acqua. Gli strumenti di lavoro sono diventate le scope e poi anche gli stivali. Ok, allora vediamo se riusciamo a raggiungere la signora. Eccola qua. Signora, le chiedo. Sono arrivati in tanti a darvi una mano questa mattina? Parenti, amici e parenti. Scusate, attenzione. Stanno portando fuori delle robe. Ok, li lasciamo lavorare. Direttore, direi che per ora ti restituisco la linea. Grazie Chiara, grazie moltissime a te e a Cristian Roque Allende. È difficilissimo lavorare in queste condizioni, con il fango, si scivola e bisogna stare anche attenti con le telecamere, gli zaini per i collegamenti in diretta, quindi grazie molte. Adesso con Francesco Ceroni, il nostro regista, andiamo in pubblicità, pochissimi istanti e poi torniamo con Focus TG, state con noi. Bomba d'acqua ieri sera nel centro storico di Venezia, ma anche il Corso del Popolo a Mestre, tra le vie completamente allagate. Andiamo in diretta da Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui in Corso del Popolo a Mestre, dove ora la situazione è tornata alla normalità, ma le immagini che si sono viste ieri sera hanno fatto il giro del web e non solo, perché appunto in Corso del Popolo la strada si era praticamente allagata quasi ad arrivare fino al livello del marciapiede. Qualcuno ha scritto anche possiamo prendere i gommoni e viaggiare tranquillamente. Quindi questa è la situazione a Mestre, però una situazione di allagamento che è proseguita fino a Piazzale Roma, come avevamo anche detto proprio ieri sera. E poi questo fenomeno della bomba d'acqua di cui si è parlato anche questa mattina con il punto stampa nella sede della Protezione Civile, che ha colpito anche Venezia. L'abbiamo visto con una marea che era in realtà 110 centimetri, quindi abitudine per i veneziani, per chi conosce la città, però effettivamente ci sono delle immagini che abbiamo visto, come l'acqua che scendeva dal ponte di Rialto e ancora che scorreva in Lista di Spagna, che facevano pensare ovviamente a tutt'altro. Questo invece è stato semplicemente, diciamo semplicemente per non dire appunto che è stata a causa dell'acqua alta, per il violento nubifragio e il temporale che si è abbattuto in pochi minuti, ma c'è stata un'enorme quantità di acqua. Qui insieme a noi c'è il vice sindaco di Venezia, nonché assessore alla protezione civile del comune, Andrea Tomaello. Numeri da paura per quanto riguarda appunto la laguna ieri sera. Numeri da paura, due fenomeni intensi che si sono sommati in pochi minuti. Questo è stato l'effetto che abbiamo visto poi anche nelle immagini, nei video preoccupanti da un certo punto di vista, ma nello stesso
arco temporale, veramente pochissimi minuti, due fenomeni intensi. A Venezia c'è stato il picco dell'acqua alta che era previsto 105 centimetri verso le 8:30, da 8:20 8:30 di sera, e nello stesso momento una precipitazione intensa, come abbiamo sentito anche nella conferenza stampa del Presidente Zaia prima, una cosa eccezionale, e che quindi ha fatto ulteriormente alzare il livello dell'acqua. Fortunatamente dopo poco tempo è ritornata la situazione alla normalità, ma ha creato un po' di disagi ai cittadini. Qua su Mestre si è verificata invece anche più o meno la stessa cosa, perché una precipitazione così intensa non si vedeva da tanti anni, e quindi anche le strade o comunque le parti della città non sono riuscite a defluire l'acqua in tempo breve. Devo dire che nella nostra zona, secondo i dati dell'ARPAV, la quantità di pioggia caduta è stata assolutamente la maggiore rispetto a tutto il Veneto, perché quasi 13 centimetri, poco più anche, di pioggia in poco tempo ha fatto sì che nella nostra zona la precipitazione fosse maggiormente rispetto in altri posti, quindi questo ha creato notevoli disagi, però adesso la situazione è tornata a normalità. Abbiamo ancora qualche squadra della protezione civile fuori che sta cercando di sistemare gli ultimi disagi che si sono creati in alcune zone del centro di Mestre, però adesso piano piano la situazione sta tornando a normalità. Ecco, c'è stato qualche timore per quanto riguarda invece la questione del petrolchimico a Marghera, perché c'è stato uno sversamento di idrocarburi, c'è chi aveva segnalato forte odore, però come ci ha confermato questa mattina l'assessore Bottacin, poi tutto si è risolto perché ci sono delle vasche di contenimento con poi il depuratore che entra in azione, per cui la situazione si è risolta. Naturalmente sono stati presi i campioni e nel giro di 48 ore si avranno i risultati, i tempi proprio tecnici per capire se ci possono essere stati dei pericoli nell'aria, però poi non sono arrivate segnalazioni di chi può essersi sentito male. Si attende appunto di capire che cosa accadrà nella zona di Mirano del Miranese. Ci sono stati danni nel porto gruarese, la zona del Veneto orientale, quindi come avevamo saputo anche le spiagge con il litorale, Jesolo e poi anche verso Concordia Sagittaria. Dicevamo appunto vice sindaco che questa grande quantità di pioggia, un numero davvero importante, se poi pensiamo che ci sono stati danni in altre province, però da ARPAV questi dati dicono che in realtà qui è caduta più acqua che poi in altre zone. Assolutamente sì, noi il grosso problema l'abbiamo avuto ieri sera, mentre ho visto nelle altre province c'è stato già in mattinata o comunque nel primo pomeriggio. Noi fortunatamente nella prima parte della giornata non abbiamo avuto grossi problemi, anche le chiamate e le segnalazioni sono state davvero minime. E nella seconda parte di giornata, quindi nella serata dalle 8 alle 22 circa, quando ci sono state delle forti precipitazioni, abbiamo avuto il maggior numero di chiamate. Centralini Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, del Comune, sono stati presi d'assalto sia per il problema più grande che un po' soprattutto a terraferma sentiva, che era quello appunto dell'odore che si diceva prima, ma poi anche di qualche scantinato, qualche garage allagato, qualche piano interrato. Noi abbiamo avuto circa 50 a spanne, adesso stiamo ancora facendo i conti, di interventi su tutto il territorio comunale, ma tutti per fortuna interventi minimi, quindi cose risolte anche in pochi minuti. Dobbiamo stare attenti naturalmente anche per il proseguo, come ha detto il Presidente Zaia, cercare di prendere più precauzioni possibili, anche se dobbiamo constatare che questa è stata una cosa davvero eccezionale e anche il volume di pioggia caduta in così poco tempo ce lo conferma. Ecco, ci auguriamo che ovviamente non succeda. Le previsioni per i prossimi giorni, ci dicevano prima in Protezione Civile, dovrebbero dare una tregua, ci sarà un evento nella giornata di martedì, ma al momento sembra che comunque sarà decisamente più contenuto rispetto a quello delle ultime ore. Ringrazio il vice sindaco, assessore Protezione Civile Andrea Tomello, qui da Mestre. Restituisco la linea allo studio. Grazie molte Ilaria, grazie a te, al tuo ospite, grazie a Sandro Ponchio, il nostro operatore della redazione di Venezia Mestre. Tra poco dovremo collegarci con Vanessa Banzato, che sarà in compagnia del sindaco di Cittadella Luca Pierobon, ma intanto vediamo alla Tisana, anche in Friuli Venezia Giulia ci sono state bombe d'acqua, difficile la situazione soprattutto a Pertegada, vediamo.
In 2 ore praticamente, quindi ha messo sotto stress tutta la rete dei fossi di raccolta e dei canali. Le idrovore sono entrate subito in funzione, però ovviamente 80 mm in 2 ore mettono appunto a dura prova tutto il sistema. Allagamenti scantinati in alcune strade di Latisana si sono verificati nel corso della notte a causa delle forti piogge cadute. In particolare disagi registrati nella zona di Pertegada. I canali di scolo, divenuti saturi, non sono più riusciti ad assorbire la grande quantità di acqua caduta e lo stesso servizio di fognatura è andato in tilt, formando allagamenti all'interno delle case. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e successivamente la protezione civile comunale per gli ultimi operazioni in corso. I danni al momento non sono stati quantificati per quanto riguarda l'area di Pertegada. Interventi anche per messa in sicurezza nella zona di Gorgo, non lontano dall'argine del fiume Tagliamento. Interventi con i vigili del fuoco e la nostra protezione civile, è stato messo tutto in sicurezza, quindi la situazione è sotto controllo. Adesso con l'assessore Vignotto stiamo organizzando per prevenire eventuali ulteriori criticità che possano sorgere. Abbiamo predisposto la collocazione di sacchetti di sabbia con la protezione civile comunale e anche regionale in 2 punti. Allora, questa avete sentito le ultime notizie anche dalla nostra redazione di Udine con TV12, che è l'ultima emittente acquistata anzi neanche l'ultima, perché poi abbiamo fatto Media Nord-Est ha rilevato il 21 quasi il 22% del network lombardo e piemontese Media Diapason e quindi ulteriore crescita per la nostra azienda, però Udine, la redazione di Udine è quella che è stata rilevata ultimamente proprio dal nostro editore e si allarga quindi lo spettro del nostro gruppo è ormai su tutta la regione del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, con la storica Tele 4 a Trieste e poi con TV12 a Udine. Dovremmo avere in collegamento adesso da Cittadella Vanessa Banzato con il sindaco. A te Vanessa. Sì, buongiorno direttore, ci ritroviamo e io adesso sono a Cittadella con Luca Pieroboni, il sindaco della città murata, perché anche la città è stata messa in ginocchio dal maltempo brevissimo e intenso di ieri, perché c'è stata davvero, sì, la pioggia continua, però questa pioggia fortissima che si è concentrata in poco tempo davvero ha messo in ginocchio anche Cittadella. Sì, buongiorno a tutti. Purtroppo no, quelle che si chiamano bombe d'acqua, ma qui andiamo ben oltre quello che era la bomba d'acqua che possiamo considerare. Ci ha messo effettivamente in ginocchio, allagamenti un po' su tutte le strade, sottopassi comunque allagati fino a cima e purtroppo che è la cosa peggiore, tanti danni alle abitazioni, soprattutto nella parte sud di Cittadella. Ieri sera ero fuori con la protezione civile, alle 3:30 stavamo tirando fuori acqua da un'abitazione che aveva un interrato di 100 metri quadri con 2,5 metri d'acqua, quindi potete immaginare quello che c'è dentro che fine ha fatto, insomma, quindi danni ingenti alle abitazioni. Grazie all'intervento della protezione civile, Associazione Nazionale Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e il nostro ufficio manutenzioni siamo riusciti ad aiutare il più possibile. Il grosso lavoro che è stato fatto stanotte, abbiamo concluso alle 6:30 per permettere alle persone di andare al lavoro e permettere agli studenti di andare a scuola, quindi un grande lavoro per ritornare alla quasi normalità, perché non siamo ancora alla normalità. Oggi abbiamo tante richieste per andare a pulire, quindi sparare fango, per andare a tirar fuori dagli scantinati le cose che sono purtroppo da buttare via. Ecco un aneddoto: ieri sera naturalmente tantissime chiamate alla protezione civile
civile provinciale, regionale, i carabinieri e i vigili del fuoco. Siamo intervenuti in un paio di abitazioni con anziani che spaventati, con la casa circondata da circa mezzo metro d'acqua, per rassicurarli, insomma, per tranquillizzarli con la protezione civile, e anche loro, poveri, poi ci raccontavano di non aver mai visto una situazione di questo tipo, pur vivendo in zone dove ci sono importanti canali che sono stato la causa principale degli allagamenti che abbiamo avuto. Ecco, questa è la cosa infatti che è stata sottolineata in più punti proprio dell'area di quest'area del Veneto, e anche da più persone, ovvero in tanti anni sì, ci sono stati allagamenti, ci sono state tracimazioni di fiumi, ma mai in maniera così importante. Sì, questo è la cosa peggiore. Tenete conto che la nostra protezione civile era andata ad est al mattino per aiutare appunto la Bassa Padovana con le 2 motopompe. Le abbiamo dovute richiamare, in serata sono ricorse su per appunto un evento che non si è mai visto. Normalmente sì, abbiamo qualche zona che soffre un po' per sicuramente difetti magari di costruzione, in determinate zone soffre un po' di allagamenti quando c'è la classica bomba d'acqua, ma qui la situazione era veramente tragica. Non c'è sostanzialmente un pezzo di territorio che si è salvato. Anche il centro di Cittadella? Anche il centro, diciamo i borghi hanno avuto problematiche d'acqua, ma d'altronde io faccio sempre l'esempio di un lavandino. Quando io arrivo con un secchio d'acqua e lo butto tutto d'un colpo in un lavandino, è chiaro che prima che l'acqua vada giù ci vuole tempo, e questo è l'effetto che viene fatto addirittura. E poi il problema grosso è che le campagne non drenavano più, cioè i campi, abbiamo avuto delle problematiche su un sottopasso con le via Casaretta, dove c'era addirittura il campo che buttava a mo' di cascata all'interno del sottopasso, che l'ha riempito di fango. Quindi la situazione è stata veramente tragica. E poi oltre all'acqua il fango impietoso. Purtroppo il fango, l'erba, le foglie non raccolte, l'erba mal tagliata, tutto va poi ad intasare i tombini, quindi il grosso lavoro è stato quello addirittura di togliere i chiusini in alcuni posti, e poi il fango, ma soprattutto il fango nelle abitazioni, perché mentre il fango nelle strade si riesce a lavare, si riesce a togliere, il fango nelle abitazioni purtroppo questo crea grossi problemi alle famiglie. Quindi adesso abbiamo appena finito giunta, ci stiamo attivando sia per procurare sacchi a chi ne ha bisogno, sia per creare delle squadre per andare appunto a dare una mano a queste famiglie a pulire, a togliere il fango, a togliere appunto tutti gli inerti che devono essere eliminati. Ecco, hai sentito, direttore, una situazione davvero difficile anche qui a Cittadella, tra il centro e le frazioni. Per il momento è tutto, ti ricedo la linea. Grazie molte, grazie Vanessa Banzato con il sindaco di Cittadella Luca Pierobon. Andiamo in pubblicità un minuto e poi torniamo subito con voi per la chiusura di questa lunga edizione straordinaria di Focus TG. Diretta con Focus per darvi conto di questa eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Veneto. I fenomeni sono in attenuazione, però c'è sempre l'allerta rossa per i fiumi che si sono ingrossati. Il terreno è impermeabile a causa del consumo del suolo, troppo asfalto, troppo cemento, l'acqua non filtra più attraverso la terra, non arriva alle falde e rimane in superficie, quindi si resta in ammollo per molto più tempo. Torniamo adesso da Daniele Garbine a Monte di Malo, a te Daniele. Sì, buongiorno direttore. Sì, ci siamo proprio spostati da Castelnuovo, dove eravamo prima, seguendo il corso del ruolo, e ci siamo spostati qui dove avevano segnalato, proprio nella zona industriale di Monte di Malo, uno dei punti critici proprio delle esondazioni. Infatti ci siamo trovati di fronte a decine e decine di grandi magazzini, spazi proprio di farmacie, centri commerciali, anche abitazioni private, proprio che fino a ieri sera erano sommersi. Questo punto poi tra l'altro era un metro e mezzo d'acqua dove mi trovo ora. Siamo nel magazzini Il Dinosauro, con me il titolare Roberto Adda,
che ci ha proprio raccontato proprio quello che è successo da ieri. Ecco, ritorniamo, cosa è successo? Da ieri notte che è uscito un torrentello qui a nord della zona industriale che è sceso in strada e la strada ripida ha portato giù un bel po' d'acqua, ma è arrivata tutta in un momento. Qui, se vedete, le vetrine sono saltate perché una volta che è arrivata a un livello alto ha buttato giù le vetrine, i portoni in fondo, è stato il disastro. Ma non solo qua, tutti i vicini, il vicino qua è 1 metro sotto, lui si è salvato per un pelo perché era giù in garage e voleva salvare le macchine ed è scappato e non è successo niente. Di là poi vedrete. Cosa vedono i colleghi? Commentiamo l'immagine che stanno vedendo. Adesso che non c'è più l'acqua, aspettiamo le ruspe per buttare fuori il fango che c'è e dopo. Questo locale, diceva, non è solo questo, ma anche è 1000 metri perché c'è il deposito che è meglio non andare a vedere perché è venuto giù tutto che era imbancalato, eccetera. C'è dentro una montagna di roba e niente. Difficile fare No, adesso l'ascensore è saltato da rifare, tutte le entrate, gli antitaccheggi, le casse, non c'è più niente. Ma è andato dentro anche con un impeto tremendo perché certi cestoni da qui li abbiamo trovati a metà negozio, ha rovesciato dei scaffali enormi che se c'era orario forse sarebbe stato drammatico veramente anche per le commesse, e invece non è successo niente e questa è già una gran cosa, però qui è distruzione totale. Diciamo che il primo piano, il piano terra qua non c'è più, è da rifare, completamente nuovo. La rabbia è che adesso le considerazioni proprio come categoria economica in questa situazione sono tante. Lei stesso era andato di notte a vedere, cosa le è venuto in mente? Sono stato qua tutta la notte scorsa e abbiamo visto che per una poca cosa, perché dico se fosse stata una cosa grande, uno straripamento no, per una cosa che si poteva evitare, un disastro del genere, perché se andate su ci sono industrie che decine di milioni appena fatte che è una cosa fuori non ha senso a subire questi danni per una cosa del genere. Ecco, voi siete chiusi oggi? Siamo chiusi a metà perché la parte sopra, diciamo, non è arrivata l'acqua, ma a metà siamo chiusi e qua saremo chiusi per un paio di mesi. La parte bassa, diciamo, perché era suddiviso in due, l'attività è divisa in due spazi. Intanto la ringraziamo, le facciamo un lavoro e poi ci sentiamo. Noi proseguiamo intanto. Grazie Roberto. Ecco, noi stiamo seguendo allora le indicazioni del responsabile di questo, del titolare del magazzino Il Dinosauro. Ecco, ci premeva anche capire lo stato proprio di sofferenza ma anche di impotenza di questa situazione, perché bastava poco in questo momento. Vediamo persone che stanno sgomberando, ecco, nei vicini delle zone limitrofe al magazzino, ecco, vediamo proprio case devastate anche qui. Questo fango, questo che ha coperto tutto, 1,5 metri, vediamo le automobili proprio in onda e soprattutto l'abitazione. Vediamo ancora persone che stanno lavorando, proviamo a chiedere, possiamo sentire com'è andata. Buongiorno, possiamo chiedervi, ecco, cosa state facendo, cosa è successo, cosa in questo momento sta succedendo? Adesso stiamo pulendo i garage perché là avevamo l'acqua abbastanza alta, ci ha coperto tutte le macchine. Fra un po' ci arriva anche il caratrazzi per la macchina e dopo arriva quello per l'altra. Adesso sì, stiamo abbastanza mettendo via il tutto. Per fortuna che ci hanno fatto il deposito in fondo là, adesso sì. Una cosa incredibile, non ve l'aspettavate? È stata una cosa? No, infatti sì, è stata abbastanza dura, dai. Va bene, però abbiamo visto vi hanno aiutato. Sì, per fortuna sono arrivati con le pompe, ci hanno drenato via tutto. Adesso c'è ancora un po' d'acqua, ma piano piano la riusciamo a togliere. Grazie intanto, buon lavoro infatti. Ecco direttore, noi andiamo avanti, in questo momento vediamo un po' la situazione, però non cambia, in questo momento noi adesso raccoglieremo ancora testimonianze, però ecco già in questo caso è proprio un'idea, una fotografia di quello che sta avvenendo in questo momento, in questa parte colpita dall'esondazione del Vicentino. Restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Daniele Garbini, al nostro operatore. Tanti imprenditori hanno subito danni
incalcolabili. Avete sentito prima proprio Daniele Garbina ha parlato con un ragazzo che mangiando un panino ha detto per fortuna sono veneto, no? Quindi anche questa reazione molto composta rispetto a queste sciagure, perché qua di una sciagura si è trattato. Ci dispiace molto per il titolare di Dinosauro, che conosciamo bene perché è un nostro inserzionista, un imprenditore di lungo corso, che tra l'altro è molto noto per uno spot in cui alla fine dice "e vi aspetto". Uno spot che va sempre in onda su Media Nord-Est. Andiamo in pubblicità. A proposito, un minuto e poi torniamo per chiudere questa edizione di Focus TG. Ultimi due collegamenti in diretta per questa edizione straordinaria di Focus TG da Roncade e da Asolo. Da Roncade andiamo da Anna De Roberto. Sì, eccoci direttore, buongiorno. Non so se riuscite a vedere alle mie spalle che cosa c'è. C'è praticamente è quello che rimane di un asilo che l'acqua ha praticamente distrutto. Ci sono un sacco di giochi e un sacco di cose che sono ammassate a terra. Siamo proprio in un asilo. Qui con me c'è Barbara Minto, che può raccontare che cosa è accaduto. Questa notte l'acqua è entrata e loro hanno trovato letteralmente il pavimento sollevato. Assolutamente sì, galleggiava insieme a tutti i mobili, ai giochi, ai disegni dei bambini, i libri, è andato distrutto tutto, non abbiamo più nulla. Per fortuna ci sono dei genitori che ci stanno dando una mano, chi sta facendo delle donazioni, perché abbiamo chiesto un supporto per ricreare il nostro asilo da zero, perché non abbiamo più nulla. Questa mattina è venuto, direttore, sono venuti diversi genitori proprio ad aiutare queste maestre a poter ripristinare la situazione. Questo asilo ospita 50 bambini. Guardate, proviamo ancora a farvi vedere, vediamo se riusciamo a farvi entrare proprio velocemente. Questo è un po' quello che rimane di questo asilo. Dentro ci sono anche alcune maestre che stavano lavorando. Buongiorno. Praticamente il pavimento che era un pavimento di laminato è stato praticamente sollevato. Guardate, questo è tutta quanta la mobilia dell'asilo, con i giochi dei bambini, con le sedie, con gli armadi. E quindi ecco, qui da Roncade c'è un asilo che è andato praticamente allagato, e è arrivato proprio l'appello da parte del presidente dell'associazione che lo gestisce, da parte delle maestre, di poterli aiutare a far tornare in qualche modo in piedi questa scuola. Ci crediamo e vorremmo aprire il prima possibile. Grazie mille. Grazie Anna, grazie anche alle maestre, grazie molte. Speriamo che c'è tanta solidarietà, quindi probabilmente come succede spesso qui in Veneto, 3 giorni dopo la scuola sarà nuovamente a posto. Andiamo adesso e chiudiamo con Lucio Zanato da Asolo. Lucio. Sì, direttore, allora la prima notizia è che qui, come vedi, è ricominciato a piovere anche abbastanza intensamente. Io sono a Borgo Lauro, che è una frazione in pianura, sulla piana vicino a Casella, tanto per intenderci, e dietro di me c'è la protezione civile che sta entrando in quello che probabilmente è il luogo più colpito da questa vera e propria alluvione. Va detto che ho fatto il giro dal Musone dei Sassi, dove ci siamo collegati prima, ho fatto il giro fino sostanzialmente al Casoneto e poi fino a Pagnano, dove c'è lo storico mulino, e lì veramente c'è stata una sorta di bacino di laminazione naturale, perché lì è uscito il Musone dei Sassi di 1 metro, 1,5 metri. Case, soprattutto gli scantinati, completamente devastati. Faremo vedere questa sera le immagini di gente che sta lavorando intensamente a portare fuori il materiale. Purtroppo però adesso è cominciato a piovere. Va detto anche un'altra cosa, che è arrivata una colonna mobile da Modena a dare una mano qui, proprio perché servono tante pompe di aspirazione, tantissimi scantinati ancora allagati, quindi grande lavoro della protezione civile e dei pompieri
pompieri, e comunque qui si andrà avanti secondo me per giorni, prima a svuotare gli scantinati e poi naturalmente a cercare di pulire e recuperare il possibile. Insomma, grandi danni, grande lavoro per tutti, e devo dire l'ultima parola, grande solidarietà, perché ovunque sono andato, in ogni famiglia colpita c'era comunque il vicino che aveva magari appena finito di pulire casa sua, o forse non aveva nemmeno ancora pulita perché è ancora invasa d'acqua, e allora dicendo piuttosto che stare con le mani in mano vengo a darti una mano. E quindi la nostra solidarietà, la solidarietà veneta, ancora una volta sta vincendo anche contro questa calamità. E da Asolo è tutto, a te la linea. Grazie molte, grazie a Lucio Zanato, grazie davvero, grazie a tutti i nostri giornalisti, a tutti i nostri tecnici per averci dato modo di fornirvi tutti i particolari di questa ondata che ha flagellato la nostra regione. Ne parleremo anche stasera a Focus dalle 21:15 con voi e con i nostri ospiti. Vediamo un'ultima notizia che non riguarda il maltempo, ma è una notizia importante. È stato scoperto Fleximan, l'uomo che ha tagliato molti autovelux, è stato denunciato per 5 danneggiamenti nel Polesine. Non si sa ancora chi sia, ma lo sapremo stasera. Seguiteci per il maltempo e per altre notizie ovviamente in tutte le nostre edizioni delle reti, dei telegiornali, delle reti Media Nord-Est questa sera. Grazie, buona giornata. Grazie a Francesco Ceroni, il nostro regista, con Alberto Pivetta. Buona giornata.